parte questa mattina 19 aprile, ormai anche aprile se ne sta andando, avete visto e sentito ieri i disastri, avete sentito queste persone che si trovano in pochissimo tempo senza più niente, senza più casa, senza più niente, due morti veramente in una maniera incredibile, padre e figlio che cercavano, erano usciti per aiutare gli altri. Abbiamo un paese che si sta sgretolando, non so se qualcuno si mette in testa di capirlo, però io capisco che alla fine, ma chi pensava una cosa del genere, ma non si sarebbe mai immaginato una cosa del genere. Il problema è che non solo immaginazione è la realtà, lo dicono gli esperti. Mi sembra che non è che si sia fatto così tanto per mettere in sicurezza il paese, eppure sono anni che gli esperti lo dicono. Abbiamo veramente dei grandi professionisti che hanno alzato le antenne e hanno detto a qualcuno di dovere: guardate che se non intervenite succederà. Eppure poi ognuno passa il cerino, noi abbiamo fatto l'impossibile e chi avrebbe mai immaginato, e tutta questa pioggia in un giorno, ma l'avevano detto. È inutile che continuiamo a dire che non abbiamo sentito e non abbiamo visto. Gli esperti l'avevano detto, abbiamo un paese che si sta sgretolando, un colpo da una parte, un colpo dall'altra, e i cittadini cosa possono fare? Come possono difenderli? Non possono. E poi mettono in campo la burocrazia, i piani di intervento, poltrone che continuano a cambiare, però si rimane fermi. Io veramente do un abbraccio, e penso tutti voi anche da casa e anche i miei ospiti, a tutte quelle persone che veramente hanno perso tutto, sono con le mani nei capelli, chi risolverà questi problemi? Io pensavo, mamma mia, pensare in un attimo, vedi proprio svanire tutta la tua vita, tutti i tuoi beni, i tuoi ricordi, buttato via tutto. Io non so se qualcuno vuole veramente prendere delle decisioni importanti, non è possibile che si vada sulla Luna e non riusciamo a mettere in sicurezza il paese. Non ci sto, lo dico, spiegatelo, ma non ci sono i fondi, però abbiamo visto che dove hanno voluto i fondi li hanno trovati, allora io penso che la finiscano di prenderci in giro. Ecco, questo io dico questa mattina, e invece di parlare comincino ad agire, perché i soldi ci sono e se vogliono possono trovarli. Detto questo, io voglio questa mattina presentare un libro che invece è un messaggio di speranza. Se piangi per aver perduto il sole, allora non potrai vedere le stelle. Sentite che belle parole. Ne parleremo questa mattina con un'ospite graditissima che è Clelia Nicoletti, che ringrazio di essere qui questa mattina, assieme a Sara Michelon, Ruote Libere, questa associazione che anche loro con la sorella Alessia, che saluto, la mia principessa, hanno cercato di fare qualcosa per aiutare le fragilità. Ma queste associazioni agiscono, non parlano, non mettono davanti la burocrazia, loro agiscono e riescono a trovare i percorsi per aiutare. Allora Clelia, questo libro, un messaggio di speranza, spieghiamo il perché e perché sei qui questa mattina. Prego Clelia. Allora, questo l'ho scritto un ragazzo che ha avuto molte difficoltà con la famiglia. È un'autobiografia, parla di se stesso, parla della famiglia, parla della vita in generale, la sua vita spericolata che ha vissuto nei primi anni quando stava bene, tutte le sue attività, quello che faceva. Era un portento perché si occupava di tutto. Una forza della natura. Una forza della natura proprio. Lui ha studiato, si è diplomato in informatica, poi ha cambiato attività perché non gli piaceva tanto, voleva fare qualcos'altro. Nel frattempo si è dedicato parecchio alla piscina, ha fatto anche l'istruttore di nuoto, si è dedicato a correre in bicicletta, faceva tanti sport, faceva nuoto, faceva bicicletta, faceva atletica, ha fatto 2 anni atletica. Andava a sciare, finiva di lavorare e andava a sciare. La mattina faceva turni, quindi la mattina prendeva la macchina, partiva, il pomeriggio andava a lavorare. Un portento, uno senza limiti, uno che sa vivere la vita in tutti i sensi. Il valore soprattutto di vivere. Il valore di vivere. Della vita quando sei sano. Poi all'improvviso capita. Poi all'improvviso succede che era già morta sua mamma di questa malattia che si chiama morbo di Reichnausen. È una malattia molto invalidante.
È una malattia È una rara? malattia rara, genetica, può manifestarsi anche dopo 5 anni, 5 generazioni, scusa. Ed è una malattia che prende il nervo acustico, è un tumore benigno che nasce lì nel nervo acustico e col passare del tempo aumenta di volume, quindi bisogna toglierlo. Non ci sono altre cure alternative, l'unica è la terapia chirurgica e tu sai che quando si opera in testa è un po' un problema perché possono succedere altri guai, nel senso che paralisi del facciale, dipende da dove toccano e quindi uno resta un po' leso e si creano altri problemi. Perché questa mattina hai deciso soprattutto di far capire l'importanza di leggere questo libro? Perché questo è un libro di speranza, un libro che magari chi ci sta ascoltando che è molto depresso, perché quando ti arrivano proprio a queste tremende diagnosi tu pensi di aver perso la vita, il mondo, ti crolla veramente addosso il mondo. Però poi c'è questa reazione, più di qualcuno dice no, io voglio vivere, io devo farcela, devo riuscire magari in maniera diversa a capire che sono ancora vivo, se ce la faccio dovrò lavorare per questo, dovrò crederci in questo, ma ci riuscirò. Prego Clelia. E lui ci è riuscito perché la prima volta che è stato operato non poteva più fare niente, secondo lui, che invece non era vero, allora si è dato da fare, si è costruito una palestra in casa e ha cominciato a fare ginnastica. Col tempo non gli bastava più la palestra perché voleva andare ancora in bicicletta perché era la sua passione, si è costruito un tandem, anzi l'ha fatto costruire un tandem e gli amici lo portavano a spasso. E con quel tandem lui è andato a Medjugorje. Avete capito dove è andato? Insieme a un gruppo di ragazzi, si sono fatti 82 chilometri. Allora sentiamo che c'è il telefono, poi andiamo da Sara Michelon, pronto? Ciao Mirella. Ah il nostro Rinaldo, perché non avevo sentito. Vai Rinaldo. Allora, con questo ragazzo mi insegna a vivere anche noi altri, perché in che condizioni che era, ha già trovato speranza, ha già scritto un libro, è un miracolo proprio sto qua, perché una persona che si è messa in che maniera, ne dà azione anche agli altri, ne fa imparare a amare la vita, a vivere, allora io purtroppo anche nelle disgrazie e lo rivive perché con quello che fa vede che si tira su qualche cosa già dentro di ori e riesce a vivere la vita come ti vuole, si sente da persona normale, questi casi che qua è una grande roba perché le storie e miracoli, robe che una persona dal 90% si butta via sotto un treno, voglio dire. Purtroppo la vita si deve anche in queste condizioni quelle qua. Allora mi voglio spiegarti, domani è Pasqua, vabbè, ti dico, a Pasqua del 1950, che era diversa di quella di adesso, ne comprava i sandoletti nuovi, le braghe nuove, pasta io nuova, e dopo andavamo a messa e venivamo a casa. Nostra mamma, delle mie 7 fratelli altri, più donone, le faceva una pignata di cioccolata e ne dava una scuretta di cioccolata a tutti ed erano i ragazzi più felici del mondo. Andavamo a casa di zii a contargli la poesia e fargli gli auguri perché ne dava 100 franchi di mangia a Paromo. Mio fratello, che mi so gemeo, mio fratello diceva no, non devo, mi vergogno. Allora, se non veniva io non davo neanche a me, mi sono stato preoccupato, gli auguri li faccio io, ma se voglio dire, queste piccolezze, ho 81 anni e ho ancora nel cuore. Cosa vuol dire? Che la vita è bella, può capitarsi di tutto. Una volta diceva, taccai è un ciodo ma solo è terra, e possibilmente per morire tranquilli bisogna di fare una vita onesta che ti va di aiutare in quello che ti ha potuto i tuoi coetanei, la gente che ti ha capito Mirella? Ma no, adesso è tutto un altro mondo, ma non sono convinto, perché sotto, anche a questi fiori giovani, noi altri non li capiamo, ma ora se capisce, fra le ore,
sta roba, perché i più intelligenti di noi altri, i bravi, anche se si storie, ti può drisarli, ma non che sia la volontà politica di tappare queste persone che si è proposte per aiutare. Lo Stato va a mettere in condizione di aiutare queste persone e adesso una priorità, non un regalo, è un diritto che ha. Questi personaggi qua va a aiutare in ultima. Cara Mirella, ti faccio gli auguri a te e a tutti i tosti. Passa una buona Pasqua e saluto tanto quelli che gli al telefono, i fiori che al telefono, che sembravi i fiori. Auguri a tutti. Ciao Mirella. Anche qui a casa, dai a Rinaldo, anche ai tuoi amici e alla grande famiglia. Grazie caro Rinaldo, grazie ricambiate. Mi mancaria ancora di più, cara. Grazie caro Rinaldo. Pensa Rinaldo che se non volete insieme avevo finito di smentigare che domani è Pasqua. È che talmente il mondo del volontariato è sempre in moto, giorno dopo giorno, le domeniche possiamo contarle proprio su 4 dita, se riusciamo a farle proprio con le nostre famiglie, perché vedi, la morte di quell'uomo e di quel figlio che abbiamo visto ieri su questo baratro all'improvviso, questo ponte che è crollato, fa capire che il mondo del volontariato, i veri volontari, non guardano se piove, se fa freddo, se sono stanco, escono e cercano di dare il contributo. Questo alla politica vorrei dire agire. Loro devono capire che devono agire. Basta parole, siamo pieni di parole, di progetti messi in fondo nei cassetti. Ecco che qualcuno, proprio anche che ci crede, tenta di fargli capire che c'è la possibilità di fermare anche questi ragazzini, però qualcuno non ascolta. Allora cosa succede? Allora ci si rimbocca le maniche e si cerca di risolvere il problema, vero Sara? Come hai fatto tu con tua sorella Alessia, quando hai visto che la cosa diventava preoccupante, che avrebbe impedito a voi di avere la libertà, ecco, di frequentare i posti che le persone normali possono fare tranquillamente, oppure anche le bugie che si raccontano pur di intrigare questa persona che si mette in rete e dice adesso vado a vedere, poi ti arrivi e mancano tante cose. Ecco, in base anche a quello che hai sentito da Clelia e da Rinaldo, com'è la situazione dal tuo punto di vista? Tu che con tua sorella hai cercato di dare il massimo di te stessa per far sentire lei una persona come voleva lei, non una persona diversamente agile, ma una persona che si chiama Alessia. Prego. Sì. Come hai detto bene tu Mirella, beh intanto buona Pasqua a Rinaldo. Ma fortuna Rinaldo che te ne ho ricordato. E a tutti i telespettatori. E sì, con l'Ale c'è successa appunto questa difficoltà e in quel momento abbiamo detto o ci fermiamo oppure agiamo, e noi abbiamo deciso di agire perché, come ha detto Mirella, come ha dimostrato Clelia, nel senso l'azione è quella che può cambiare effettivamente le cose. Se tu resti fermo, statico, nel tuo dolore, nella tua bolla, a parte che stai male tu e non è produttivo né per te né per chi ti sta attorno, non è utile a nessuno, neanche per te, perché ti vivi dolorante, diciamo, una situazione che invece se ti metti puoi, come si dice, non è, come si può dire, quando ci sono delle difficoltà non è scontato trovare la forza per superarle o per cercare di metterci del proprio per andare avanti, per godersi, diciamo, la vita al meglio delle possibilità che hai in quel momento. Però tante volte è come se fosse l'unica scelta per la tua sopravvivenza. Non so come spiegarti. Ma non hai spiegato molto bene. E quindi anche questo, anche il libro di Luis vuole essere proprio un messaggio di speranza, come dice il titolo, ma anche tipo un essere vicino a quelle persone che magari non trovano subito la forza di reagire, perché magari non hanno la prospettiva o non sono sopportate da nessuno. Sì, perché anche la cerchia familiare è importante, il supporto della famiglia, sì. Allora, guardiamo anche le immagini che abbiamo girato domenica, perché queste due donne c'erano, rappresentavano le associazioni, sentiamo anche il loro parere, perché guardate che non è stata una domenica
domenica a caso, non è stata una domenica di pioggia, è stata una domenica di riflessione. Ognuno poi al microfono ha fatto le proprie riflessioni, ha presentato quel mondo meraviglioso che molte associazioni non conoscevano perché non si conoscono tra di loro. Allora, partiamo proprio da Clelia. Clelia, cosa hai vissuto domenica? Cosa hai visto? Ecco, oggi Sara ha accompagnato Clelia, ecco, per far capire l'importanza anche di rivivere e di far capire a quelli che sono a casa, anche a certe associazioni che non partecipano perché sembrano, per loro sono molto alte, sono molto grandi, ne avevamo tantissimi invece anche di grandi, di forti, perché hanno capito invece l'importanza della squadra. Prego Clelia. Erano tutte importanti. Sarebbe riduttivo elencarne solo qualcuna, perché tutte avevano qualcosa da dirci. Ed è stato bello collaborare, sentire, andare anche in giro per i tavoli a parlare con le altre associazioni, tipo quelle che si interessano della sicurezza stradale, quelli che si interessano di aiutare i giovani che non ce la fanno. Sono tantissime, è stata una bellissima esperienza. Io in particolare mi sono avvicinata a quel ragazzo ipovedente, Thomas Peruzzo. Thomas, perché ho collegato il libro di Luis con... Sì. E non sono riuscita a star lì ad aspettare, ho voluto conoscerlo, perché anche lui ha questo problema della vista, come ce l'ha avuta lui. Lui l'ha risolto il problema della vista, siccome aveva studiato informatica, si è fatto un sito personale e quando non riusciva più a muoversi scriveva sul sito, per cui comunicava con tutto il mondo ed è stata una cosa bellissima. La tecnologia fa passi veramente, da gigante. Ecco, noi abbiamo la tecnologia ed è la dimostrazione di anche domenica come arrivavano queste persone con le carrozzine, con i vari strumenti per essere agili e agibili, ma soprattutto la voglia di dire noi siamo vivi. Io vi presenterò anche Giuliana Luciardello, che sarà qui ospite, che lei è arrivata con un'altra persona in carrozzina, diversamente giovani, e come vi ho detto l'altro giorno al mattino quando sono usciti, hanno detto: ma dove andate con questo tempo qua? Ma siete fuori di testa? E gli hanno guardato: no, perché secondo voi dovremmo rimanere a casa sul divano, siamo tutti i giorni sul divano, non saranno mica 4 gocce di pioggia che ci fermeranno. Capite che Sara, è diverso vivere la vita quando sei molto provata da malattie, da situazioni anche che per qualcuno diventano insopportabili, invece loro hanno la voglia di vivere, perché loro hanno detto: noi siamo vivi e siamo qua, e non volevano più andare via. Prego Sara, sì. Vediamo ancora le immagini della festa, ma sono tantissime, vale la pena di vederle, perché come ha detto Clelia, intervistare tutti e fargli vedere era impossibile, erano talmente tanti, però le immagini proprio per dare priorità a tutti quanti, tutti erano uguali. Prego Sara. Sì. Diciamo che domenica appunto siamo partiti con la pioggia, siamo arrivati che veniva giù, però ho detto vabbè, siamo qua, viviamo questa esperienza, e è stata una bellissima scelta, perché appunto è stato bellissimo conoscere realtà del nostro territorio che non conoscevamo, e questi momenti sono importantissimi per far rete, perché come si diceva anche prima, se c'è una rete sotto, se si confronta, se ci contamina, diciamo, con idee, supporto, eccetera, si può arrivare più lontano e magari si possono anche smussare qualche angolo e far girare, come diciamo sempre con l'ale, meglio le ruote. E proprio per questo, anche se c'era la pioggia, viviamo, nel senso, perché dobbiamo limitarci, nel senso, eravamo lì in gruppo, il beneficio che ne abbiamo ricavato è stato superiore rispetto alla pioggia che abbiamo preso. Certo. e niente, e quindi anche il fatto, forse rispondendo alla tua domanda Mirella, perché magari nella malattia si trova così forza, perché magari sai già che la situazione è quella, non puoi cambiarla, e allora dici, beh, vivo. Sono due le cose. Sì, o mi chiudo in casa, o mi apro. O mi apro. E l'apertura, il vivere, ti arricchisce molto a livello personale e ti dà anche la forza per affrontare meglio il dolore, diciamo. Lorenza da Mestre, vai Lorenza, continuiamo con le immagini pure tranquillamente, prego.
Ok Mirella, un saluto agli ospiti che hai appunto questo sabato. Volevo dirti una cosa a riguardo del volontariato. Io praticamente conosco delle signore che appunto purtroppo oggi come oggi la situazione, molte donne vivono da sole e chiaramente nel mio piccolino faccio qualcosina, però l'apertura vera e propria, nonostante che c'è questa sofferenza della solitudine, perché non c'è sofferenza solo nel campo dei giovani, perché io l'ho vissuta con mio figlio, c'è anche adesso che sono adulta, pensionata, punti di riferimento purtroppo non ne ho più perché i parenti sono andati via, i genitori sono andati via, anch'io ho le mie 2 patologie, però vado avanti perché bisogna andare avanti, insomma. Però io mi domando, per avere un qualcosa, un riscontro di punti di incontro maestro e terraferma, perché questa maestra ormai sappiamo come si vive, eccetera, dove si può rivolgere per avere dei contatti, ecco, perché mi chiedevano anche queste nonnette un po' più grandi di me, eccetera, come si può fare? Grazie Mirella e buona Pasqua a tutti e anche ai spettatori che appunto chiamano. Guarda Ciao. Lorenza, non è la prima volta che chiami e io sono allibita ascoltando le tue parole. Tu vivi a Mestre, Mestre a 2 passi da Venezia. Mestre è il centro, come Venezia, di un mondo particolare, perché se tu vai a Mestre non è che devi arrivare solo a Venezia, vedi una realtà diversa, vedi tante cose, però poi chiami tu e dici: ma io come faccio per far capire che ci sono, che c'è mio figlio, per partecipare? Tu dovresti avere dei numeri di telefono, tu dovresti avere una parrocchia dove la parrocchia può anche indirizzarti su certe associazioni che dovresti conoscere. Ma se non è la parrocchia dovrebbe essere anche il servizio sociale, dovrebbe essere il comune stesso. Nel momento che tu chiami il centralino tu chiedi: ma io vorrei sapere a chi rivolgermi perché avrei bisogno di questo. Dovrebbe essere il medico di famiglia che ti indirizza anche a certe situazioni. Invece Lorenza fa capire che c'è il buio totale. Io non riesco a capire a chi rivolgermi, come fare per uscire, avere quell'opportunità che abbiamo visto, avete fatto vedere voi e io non ce l'ho. Allora intanto ti prometto Lorenza che la prossima volta ti chiamerò, che faremo un altro incontro, verremo a prenderti noi, se non troverai qualche associazione di maestri, ma ci sono, perché io li ho avuti anche ospiti, non riesco a capire come mai non hai questi numeri. Oppure darò, se tu mi permetti, a loro il tuo numero, oppure ti farò chiamare da loro per capire che non sei sola, Lorenza, basta solo dei numeri di telefono, è quello che mi fa rabbia. Lì abbiamo i numeri. Allora vedi, io ho fatto questa cosa assieme a tutte queste associazioni per far capire che dobbiamo fare squadra, dobbiamo unire le forze, dobbiamo farci conoscere sempre di più alle persone che hanno bisogno di noi, perché è inutile vantarsi di essere il mondo delle associazioni con dei numeri incredibili se poi arriva Lorenza da Mestre, parlo da Mestre, e dice: io sono sola, non riesco a capire come fare per avere dei contatti come i vostri. Perciò ti prometto Lorenza che lo farò io, ti darò dei contatti importanti e vedrai che riuscirai a trovare questa opportunità di uscire, di avere anche tu quella serenità di passare delle ore liete assieme ad altre persone. Allora Clelia, questo ragazzo apre questo libro e scrive: ringrazia a Santa Maria Santissima, speranza di chi dispera, con gratitudine e affetto, a Roberto e Valeria, a Clelia, ad Andrea, Cristina e Claudio, ad Asia, a Laura, a Glenda, Irene e Claudia, a Cristia, a Gianluca e soci, al professor Mazzoni, al professor Aslan, al dottor Romano e a molti altri ancora. Ecco, sono persone che si sentono quasi in dovere di ringraziare
chi è stato vicino, chi ha capito il dramma, ma nello stesso momento hanno fatto un percorso di accompagnamento per lui fondamentale. Certo. Se non ci fossero state queste persone e altre che lui ha elencato, forse non sarebbe riuscito a fare quello che è riuscito a fare. Prego, Clelia. Certo, perché faccio un riferimento quando è andato a Medjugorje, scusate, con il tandem, con un gruppo di Vigo Novo, e nella locandina c'era il tandem. Andiamo a Medjugorje. È stato bellissimo. Tutte queste persone che l'hanno aiutato a fare questo percorso. Senti Lorenza, senti. E da lì è cominciata la sua devozione alla Madonna, che prima aveva perso la fede praticamente, era arrabbiato col mondo. Perché proprio a me? Perché proprio a me, era arrabbiato col mondo intero, non riusciva a trovare uno spazio. E l'ha trovato dopo che è stato lì. E c'erano degli amici che l'hanno portato, lì è andato dalla Madonna. E poi è andato altre 12 volte. Per cui lui andava segretamente a chiedere il miracolo. Però dopo la terza volta che andava, ritorna e mi dice: sai Clelia, la Madonna non me l'ha fatto il miracolo, però me ne ha fatto uno più grande, mi ha fatto ritornare la fede. E lui si è aggrappato a quella e con quella è riuscito, attraverso internet, attraverso il suo sito che aveva costruito, a dispensare i messaggi della Madonna in tutto il mondo. Quindi la gente lo chiamava, gli scriveva perché voleva sapere il suo parere. Anche questo è un modo di vivere. E di non essere soli. E di non essere soli. Quindi per lui la vita andava vissuta fino in fondo a qualsiasi costo, perché la vita è un dono prezioso. Sara, la vita è un dono prezioso, tu ne sai qualcosa, prima hai detto l'importanza della famiglia, perché non sarebbe stata la stessa cosa se tu non avessi creato assieme ad Alessia questa unione così forte, nel senso che se anche tu potevi uscire, andare a visitare i posti anche più impensabili, non avresti avuto tua sorella con te. Ecco, e questa cosa non ti avrebbe fatto piacere e non ti avrebbe forse fatto vivere la giornata, le vacanze, questi weekend spensierati come lo è invece quando tu vai con tua sorella, perché tu porti la tua famiglia con te, è come ci fosse tutta la famiglia, c'è mia sorella, ecco, assieme facciamo, assieme incontriamo e assieme poi giudichiamo. Ecco, cosa hai visto in tutto questo percorso? È stato un percorso anche lungo, vi ricordate le prime volte che venivano qui a Sveglia Veneti, quanto gradito è stato questo incontro, che ha portato anche fortuna, sì, perché poi anche qualcuno dall'alto si è accorto che c'erano queste due sorelle meravigliose e le hanno chiamate, le hanno detto venite, venite, ecco. Forse ecco, anche questo serve la televisione, la nostra televisione, le nostre telecamere di Media Nord-Est, a far capire che c'è un'altra realtà nel paese che va supportata, che va aiutata. Ecco, se non ci fossero state le telecamere, le nostre telecamere di Sveglia Veneti, di Rete Veneta, di Media Nord-Est, secondo te sareste arrivate allo stesso punto? Ma non è che voglio per far capire, no, perché è la verità, cioè è l'importanza di esserci, di parlare, di farsi vedere. È là che nasce il contatto, o sbaglio? Sì, hai ragione, molto probabilmente no. E come si diceva prima, tutto, nel senso, il stare insieme, farsi conoscere, far rete, aiuta, nel senso, aiuta tantissimo. Se ci chiudiamo dentro la nostra bolla non si va avanti. Infatti noi siamo sempre grati alla Mirella perché è stata una delle prime, diciamo, a credere in noi, che ci ha invitato qui. A far parlare Alessia, sì, che aveva voglia di parlare, sì, di farsi vedere. Sì, e da quando abbiamo iniziato tra l'altro il nostro progetto assieme, allora non abbiamo rapporti idilliaco, ma come tutti i fratelli e le sorelle, certo, ovviamente. Infatti litighiamo spesso sai per cosa? Perché non metti freni, e quindi quello è il motivo principale. Però nel senso, da quando abbiamo iniziato a fare questo progetto assieme ci siamo iniziate a conoscere meglio, il nostro rapporto è migliorato molto perché appunto io ho iniziato a riconoscere di più i suoi limiti e le sue capacità, e stessa cosa lei, e quindi diciamo che questo progetto
ci ha avvicinato anche molto, quindi è molto bello. Dopo abbiamo sempre avuto il supporto della famiglia. Abbiamo conosciuto anche la mamma Domenica, ma abbiamo conosciuto anche il fidanzato dell'Alessia. Sì. Abbiamo conosciuto anche lui, guardate, un ragazzo meraviglioso, buono, accompagnato buono. anche dalla famiglia, anche lui. Guardate, è stato, non so se riusciremo a vedere tra le immagini che Italo Morao manderà, perché mi sembra anche di averlo visto su qualche immagine. Abbiamo fatto talmente tanti, abbiamo portato anche la nostra Giulia, anche lei presente quel giorno, non ci siamo dimenticate di queste persone, ma soprattutto quello che volevo sapere da Sara, quando Alessia ha detto ho trovato questo ragazzo, voglio conoscerlo, voglio incontrarlo, ecco, cosa avete pensato? Perché è un momento molto particolare per lei. Tu hai detto una cosa bellissima, hai detto lei non mette i freni, perché lei non ha freni. Cioè, infatti lei è andata dentro in un cespuglio una volta. Lei vive la situazione in quel momento come lei camminasse, lei fosse veramente lì, lei non si sente, cioè non è un problema per lei avere la sedia a rotelle che le permette, per lei è libera, perciò quale freno? Ma non si pensa di metterlo, perché in quel momento vive la situazione come una persona normodotata, o sbaglio, sì. Sara? Sì, hai ragione. E fa conto che Enrico l'ha conosciuto perché ha partecipato al nostro primo tour di gruppo che abbiamo fatto come Ruote Libere, e Enrico ci seguiva già da un po' nei social e ci seguiva, quindi la conosceva già, diciamo, in un certo senso, e hanno partecipato a questo tour di gruppo che abbiamo fatto a Burano. E da lì dopo si sono scambiati i numeri, è nata questa conoscenza e ho detto finalmente inizia a fare anche questa esperienza, quindi per me è stata una cosa molto positiva che inizia anche a rapportarsi, diciamo, con un'altra persona al suo fianco. Enrico è una persona buonissima, sì, è davvero tanto buono, infatti dico sempre Ale, trattalo bene che è davvero buono quel ragazzo. Perché e lei ti vuole è tosta, bene. Lei guardate che è tosta, Maria. se lui è un po' lento dice muoviti, muoviti. Allora tu dovrai fare un grande favore a Mirella, dovrai farmi da ponte, perché io li voglio tutti e due qui in trasmissione, perché è giusto dare la giusta visibilità a queste persone che si muovono in maniera diversa, ma veramente sono delle persone che voi dovete conoscere, perché lei se la conoscete già, però voglio farvi conoscere anche questa meraviglia di ragazzo. Ecco, io farò una puntata proprio invitando queste persone che ho conosciuto domenica, e non solo domenica, anche Davide, che il suo sogno è fare il cameriere, è una persona fantastica, perciò io farò una trasmissione con loro per farvi capire l'importanza che dobbiamo dare a queste figure, che dobbiamo dare il diritto al lavoro, un lavoro retribuito nella giusta maniera, ecco, non sfruttamento, perché non lo sopporto. Questi devono avere il diritto di vivere la quotidianità come tutti gli altri. Abbiamo Silvia da Padova, vai Silvia. Ciao Mirella, ciao. Buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo dirti una cosa, ho sentito la signora prima che parlava di quella persona ho sentito quella signora che ha detto che c'era una persona che non aveva fede, però andando a pregare l'ha riacquistata. Io sono molto arrabbiata, ogni giorno gli dico al Signore perché mi hai ridotta in questa maniera. Ho solo la testa e la lingua ancora buona, ho tanti dolori, ho cedimento delle vertebre, da 16 mesi che prendo cortisone con una polmonite che non è più guarita. Non devo fare l'insulina perché quella medicina che prendo mi ha fatto venire il diabete. Io devo sempre stare, ho seduto in poltrona, non posso fare niente. È vero che sono vecchia, mi dicono, ma ce ne sono di peggio di te, ma io vedo anche quelli che sono meglio. Allora le dico al Signore, ma cosa ti ha fatto di così male della mia vita? Che sono sempre stata una brava persona a ridurmi così. Non posso andare avanti, Pirella, non posso, adesso posso prendere solo l'attachipirina per i dolori e adesso la prendo perché non sono capace neanche a camminare. Ecco, scusami. No, ferma, non mettere giù il telefono, Silvia. È un pezzo che non ti sentivo, Silvia, e ti ho pensato qualche volta a dirti il vero, ti ho pensato. Ascolta Silvia, però io... Silvia, mi senti? Silvia, ascolta.
Tu mi hai detto però che hai delle nipotine o una nipotina, o sbaglio? Una solo, che è meravigliosa. Ecco, Io appunto, per lei. E allora, se hai una nipotina, hai anche un figlio o una figlia? Ho una figlia che viene 3 volte al giorno, ma ha la famiglia, lavora. Viene 3 volte al giorno. Allora, aspetta, questa figlia che viene 3 volte al giorno, riesce a capire l'importanza di ascoltare le tue parole? Perché tu hai detto una cosa, io vorrei, ma non riesco però, perché ho tanti problemi, ho tanti dolori, ho tante patologie. Perché io ho avuto quella signora di 90 anni, Silvia stai là, ascolta, che è venuta qua in trasmissione 90 anni, che ha preso la bicicletta e la corriera e si è seduta sulla poltrona che voi non vedete, ma i miei ospiti la vedono, bianca, l'ho fatta partecipare alla trasmissione, naturalmente non facendola vedere per un senso di rispetto anche della famiglia, ho detto vai a sapere, non si sa mai. Lei ha detto, ma cosa me ne faccio di questi figli che mi vengono a trovare 10 minuti, vengono a mangiare anche da me, mordi e fuggi e via. Io ho bisogno di sapere, sono curiosa, voglio vivere quei momenti di quello che loro fanno, della vita che li circonda, che io non li vedo. Tua figlia fa questo? Viene tutti i giorni, sta qui con me, mi ascolta, mi aiuta a fare qualche lavoro perché io ormai non riesco più, però non può diventare matta perché ha una figlia anche da accudire, una famiglia e un lavoro anche lontano, sa? E io vado, guarda che 3-4 volte al mese a visite, io ne ho di tutti i colori, Silvia, io sono stufa, gli dico al Signore, ma perché mi lasci la testa, tirami via anche questo, che ho solo la testa e la lingua, che dico, ma non ti puoi difendere, sono andata a chiedere un aiuto perché avrei il diritto di come sono messa, sono in carrozzina io, sai Silvia, in carrozzina, ti rendi conto? Io se mi muovo in carrozzina, in casa col triciclo, là come si chiama? Ho i reni finiti, c'è 50 malattie mi sono venute perché non sono stata curata bene all'ospedale di Padova. Mi hanno mandato a casa dopo 15 giorni che non camminavo, senza farina, senza gli antibiotici, solo 5 giorni di cortisone, metà da 5 milligrammi e sono ridotta così. Ho fatto un altro mese di ospedale dopo, ho fatto le trombosi, sono ridotta che sono molto arrabbiata e me la prendo qualche volta anche con Gesù, che io sono cristiana, anche cattolica, perché le dico tu ti sei dimenticato di me, io non ero così, ho aiutato tutti. Ho dato da mangiare a un fratello 20 anni che lo sai, che non lavorava, che era malato, eppure cosa devo dire io? Buona Pasqua? No, per me non è una buona Pasqua, ve lo auguro a voi. Scusami Silvia, non ti chiamerò più, perché vedi che non ti chiamo mai perché sono molto arrabbiata, ma arrabbiata che tu non puoi avermi un'idea. Ciao, grazie. Allora Silvia, ti prometto che la tua solitudine sarà alleviata. Tu sei da Padova, io ho tante associazioni di volontariato che se tu permetterai verranno a trovarti, verranno anche a colmare quel vuoto che quando tua figlia va via lasci, tu non accetti le malattie che ti sono venute, questo è il problema, tu non riesci a vedere la Silvia in queste condizioni pensando alla Silvia che c'era prima e qualcuno deve aiutare questa donna perché la testa funziona. Clelia, cosa vuoi dire? Io direi che deve mettersi un po' tranquilla, che deve cercare aiuto, che deve soprattutto cercare di pregare anche da sola e chiedere aiuto a chi sta più in alto, che forse qualche segnale gli arriva. Deve essere meno arrabbiata con qualcuno che sta più in alto. E forse qualche aiuto arriva. È il consiglio di Clelia. E anche di parlare di più con chi gli sta intorno, ma in maniera serena, non agitata, perché sennò i figli non capiscono che i figli vivono in un altro mondo, non sono nel nostro mondo di malati. Hanno i loro problemi, hanno i loro cioè tu lavori Clelia da fare. dici che se la figlia va a trovarla dovrebbe trovare una mamma più serena. Più serena, che lo dica con un altro spirito. Non così arrabbiata. Non così arrabbiata, magari. Sentiamo anche Sara, che consiglio dai alla nostra Silvia, per un pezzo che lei la sento così proprio molto depressa. Beh, come diceva Clelia, nel senso parlare nel senso tante volte
è la soluzione, diciamo, perché il confronto, una parola, la figlia va là 3 volte al giorno, quindi vuol dire che ci tiene alla mamma, che c'è, che è presente, quindi che l'ascolta, che come ha detto lei. quindi penso che se lei le parlasse, anche la figlia magari trova un modo per aiutarla. Pensi, invece, ecco qua il problema grande che abbiamo, non pensi, Sara, che forse questa figlia dovrebbe farsi aiutare o aiutare la mamma da una persona preparata, competente, perché i familiari non riescono a fare quello che fa una persona che è specializzata in questo, nell'ascolto e un supporto diverso. Noi abbiamo fiore di professionisti che possono alleviare, però facciamo fatica. Ecco, qualcuno dice ma è un costo? Io non penso, perché ci sono associazioni di volontariato, anche la Croce Rossa stessa che abbiamo sentito domenica, che possono fare questo. Forse anche la figlia dovrebbe capire che da sola non riesce a fare questo e a valersi di qualche professionista. Cosa dici, Sara? Sicuramente. Dopo conta che appunto la figlia dovrebbe cercare un attimo, appunto anche lei delle associazioni, è giustissimo quello che dici, tante volte magari sembra più semplice metterti te in aiuto rispetto che trovare qualcun altro, perché magari dici richiede tempo, dopo la persona che trovo, l'associazione che trovo le potrà fare del bene, nel senso, quindi tante volte c'è un po' di magari restio su questa cosa qua, però è importantissimo anche farsi conoscere, far conoscere le persone, le famiglie, le opportunità che ci sono, perché tante volte sono lasciate allo sbando. Ma perché lo vedo miglioramenti in Silvia, anzi lo trovo anche un po' di più peggiorata, perciò Silvia vedremo, ti chiamerò, vedremo se riusciremo a colmare questo vuoto di solitudine, perché questo che hai, questa malattia che la odi, queste patologie, perché era una Silvia vivace, una Silvia che faceva tante cose e questo è il primo passo da superare veramente. Farsi aiutare nella maniera giusta. E da Anche sentire professionisti. una voce diversa rispetto a quella della figlia, che magari le dà l'ascolta anche di più. sì, Ma anche consigli bisogna sapere, diversi. ecco, un ascolto professionale ci vuole in questi casi. Pubblicità. Prego. Allora vi leggo un paragrafo così, un attimo. Circa un mese più tardi morì anche un'altra amica per la quale avevo pregato a Medjugorje. Si chiamava Milena. Aveva scritto un libro, Foglia di Sole, e io ho acquistato, ma non l'ho ancora letto. Questo fu per me un duro colpo che mi fece vacillare parecchio, perché mi sono sentito abbandonato. Quasi tutti morti giovani per colpa di questa malattia. La mia mamma, la mia amica Glenda, un altro amico di nome Pierluigi, mio fratello, Milena, poi mio padre, una settimana dopo di Glenda, e mia nonna un mese dopo di mio padre. Mio nonno 2 o 3 anni più tardi. Tutti via, tutti, spero, a fare baldoria in un bel posto, e io ancora qua a tribolare. In quei mesi non stavo per niente bene, mi sentivo stanco e senza stimoli. Poi però ci ha pensato la mia cara Madonna a tirarmi fuori dai guai, a guarirmi le ferite, come fa sempre ultimamente. Purtroppo io a volte me lo dimentico. Quando le cose non vanno è sufficiente alzare lo sguardo e chiedere aiuto, con fiducia, senza suggerire il modo in cui si vuole essere aiutati. O peggio, pretendere di essere aiutati nel modo in cui vogliamo noi. Massima fiducia e lasciar fare a chi ne sa molto, infinitamente molto più di noi. Non è complicato, è sufficiente dire pensaci tu e non preoccuparsene più. Tutto si sistemerà da sé. È bellissimo e tranquillizzante.
Hai sentito Silvia? La signora. Silvia, guarda, abbiamo proprio cercato un paragrafo, sembrava che lui ci chiamasse, vero Clelia? Ci sono che dei abbiamo segni a aperto volte. perché è anche un libro abbastanza importante, però abbiamo aperto la pagina giusta che serve Brava Mirella. anche a Silvia, soprattutto da dare l'importanza a Silvia e alle Silvie che stanno ascoltando, perché guardate che ce ne sono tante, la Mirella ne sa, quando voi delle volte sentite il cellulare di Mirella che squilla, perché magari me lo dimentico aperto, sono tutte persone che cercano aiuto, che vogliono avere un attimo di attenzione e di ascolto, mi chiamano tutte le ore e soprattutto questo aiuto è di sentire che dall'altra parte c'è qualcuno che ti ascolta, perché tantissime volte non riesco a risolvere i problemi, assolutamente no, non ho neppure la bacchetta magica, magari ce l'avessi, magari non si sa mai il futuro che arriva, visto che andiamo sulla luna, magari che vengono giù con una bacchetta magica e sono tutti quei stramiliardari, no milionari, ecco che forse vedono il mondo da con un'altra dimensione, un'altra luce, però anche loro prima o dopo chiederanno aiuto a qualcuno, perché io penso che la mano del volontariato che tiene l'altra mano per aiutare sia un qualcosa che queste persone non riescono neanche a capire l'importanza di quello che sto dicendo, pensano di avere tutto, ma è un'altra cosa quella che noi viviamo e quello che sentiamo. Allora Sara, hai sentito questo passaggio molto importante, questo passaggio che fa ben sperare, perché noi abbiamo visto anche durante la pandemia quanto era seguita la messa che facevamo tutte le mattine, tutti i giorni, quante persone si sono avvicinate alla fede, proprio toccando il fondo della disperazione, l'importanza della fede. Tu con tua sorella avete mai provato proprio o pensato di dire perché proprio è capitato a noi questa cosa, oppure l'avete vissuta sempre in maniera diversa, come una cosa normale, ecco quello che è capitato a tua sorella? Ok, beh, questa è la domanda classica che ci si fa sempre, perché a me, perché è successo, e anche per altre cose che sono successe ti chiedi ma perché? Nel senso, abbiamo già dato abbastanza, diciamo, e però la risposta non c'è, o continui a tormentarti alla ricerca di questa risposta, oppure nel senso dici ok, è successo molto probabilmente, cosa posso ricavare da questa situazione, cosa posso imparare, cosa mi può aver insegnato questa situazione e come posso affrontarla. E ripeto, non sono passaggi semplici da affrontare. Io per esempio a un certo punto sentivo che avevo bisogno di un aiuto e sono andata da uno psicoterapeuta. Ascolta Silvia. Sì, ho scelto io di fare un percorso da uno psicoterapeuta per parlare, per affrontare appunto diciamo dei nodi da sciogliere, dei nodi che avevo dentro, e mi ha aiutato molto perché appunto avere una voce esterna che ti ascolta, professionale, preparata, ti aiuta anche a vedere le cose da un'altra prospettiva che magari tu conosci, sai, però non riesci magari a consapevolizzare, ad ammettere a te stesso. E non vuol dire tipo essere dei matti se si va dallo psicologo, perché Esatto, a volte perché c'è ancora questo retaggio. Per non parlare di psichiatra, Sì, solo sì, la parola, sì. invece No, sono professionisti. In realtà sono professionisti, si parla e ti aiutano. È una cosa, è importantissimo avere anche queste figure professionali, soprattutto Forse, nei momenti di crisi. E di disagio. Forse però se ne parla poco, ecco, questa trasmissione, e io cerco anche di parlare di questi tabù che abbiamo, culturalmente non siamo preparati, facciamo fatica a donare, si sono fatti dei passi avanti, ma anche io ho le associazioni che rappresentano la donazione, che dicono bisognerebbe fare molto di più. È proprio una questione di un cambiamento epocale che stiamo cambiando e dentro dobbiamo metterci anche questo, dobbiamo andare avanti, dobbiamo fare quel passo in più, non proteggere gli altri ma proteggere anche se stessi da questo retaggio culturale che ci portiamo. Ecco, noi vediamo tante cose che si potrebbero migliorare, invece ci stiamo chiudendo sempre di più, abbiamo paura di tutto. Una volta erano più forti, avevano il coraggio di affrontare le situazioni in maniera diversa, adesso poi ne parlerò anche con altri ospiti, abbiamo questa sensazione di paura che ci travolge, ma non può essere così. Cosa dici, Clelia?
Non ho una risposta. Ma senti anche tu questo disagio? Lo sentivo forse in passato, adesso meno, anche perché adesso ho un momento che sono più serena, quindi le cose che sono passate le lascio là, a lievitare da sole. Mi aiutano, ogni tanto lo rilego, però cerco di vivere la vita ogni giorno, come si presenta. Eppure Clelia ha fatto tante cose, conosciamo anche un po' Clelia, ecco, com'è stata la tua esperienza di vita, perché ha fatto diversi passaggi Clelia per arrivare a questo. Prego Clelia. Beh, io all'inizio ho lavorato come impiegata, poi sono andata a fare la scuola di infermiera, perché avevo fatto le magistrali però non trovavo lavoro e quindi mi sono dedicata ad altro. Poi ho fatto l'assistente per comunità infantile in un asilo e lì ci sono rimasta 2 anni. Poi l'hanno chiuso perché le rette dell'asilo era comunale, erano troppo alte, quindi hanno dovuto chiuderlo. E mi sono reinventata. Ho fatto un concorso e sono andata a lavorare nella pubblica amministrazione e ci sono rimasta là fino a che sono andata in pensione praticamente. Sono una pensionata. E adesso me la sto un po' godendo. Però sempre vicino al mondo del volontariato. Sempre vicino, sì, sempre vicino al mondo del volontariato. E come hai conosciuto Alessia e Sara quando le hai conosciute? Sempre con lui, che lo portavo a fare le terapie ed erano le stesse terapie che faceva Alessia. Avete capito? Quindi da cosa c'è stato nasce un cosa. collegamento da cosa nasce cosa. È un collegamento anche utile anche per lui? Sì, soprattutto per lui, perché faceva la terapia col cross system che l'aiutava, specialmente nei periodi quando doveva andare a Medjugorje. Allora faceva la terapia, poi c'era il fisioterapista che gli metteva anche i cerotti e quindi si sentiva un po' più forte. E a camminare su per quella montagna là non è facile. Anche perché sono accompagnati in Doveva tutti i essere sensi. aiutato da 2 persone e una dietro, stare attento che non cadesse. Però c'erano. Avete E le capito? persone ci sono sempre state con lui. Avete capito? Anche cosa... perché lui parlava, cioè era ipovedente alla fine. E era sordo completo, però parlava con le persone. Questo era il dono, penso, che gli ha dato la Madonna. Allora di facciamo riuscire a vedere parlare anche fino il in fondo. libro, un messaggio di speranza, eccolo qua, lo facciamo vedere, leggetelo. Silvia, prenditi sto libro, leggilo perché veramente forse la tua giornata sarà diversa. Ecco, anche la lettura può servire, una bella lettura, certo. Una lettura che può accompagnarti in percorsi anche difficili. Come ci saluti Clelia Nicoletti? Vorrei lasciarvi un indirizzo dove prego. trovare il libro, Prego. la libreria Logos. Se volete posso dire il numero di telefono, 0423 300 778. È a Montebelluna, in Viale della Vittoria 16. Abbiamo detto anche dove si trova il libro, oppure? Oppure a casa mia. Vi lascio... Non dare il numero privato perché è un'altra cosa, eventualmente chi vuole chiama la Mirella, però c'è la libreria perché è un libro importante. Grazie a Clelia Nicoletti. Allora sentiamo invece come ci saluta Sara Michelon. Sara, come ci saluti? Come vi saluto? Augurandovi una buona Pasqua. Esatto. Sì, anche io. Visto che mi ero dimenticata, ma è brava. Sì, io oggi ero venuta solo a fare da autista Clelia, invece Mirella mi ha... Come si dice? Anche perché appunto bisogna parlare di questa giornata delle associazioni, perché però sennò è stato molto positivo. È inutile fare le giornate se poi non si commentano, anche si sentono le perché è stata reazioni. molto, nel senso, partecipata, per quanto fosse un brutto tempo, meteo. E dopo è stata una cosa anche, come dicevo prima, arricchente per tutti noi a livello personale, di conoscenza. Anche, non ne abbiamo parlato, però c'era anche il teatro, che è stato bellissimo, teatro partecipativo, quindi anche lì un'altra opportunità per anche i sistemi, le associazioni, per conoscersi meglio, per le persone. Quindi è stata davvero bella. Quindi il teatro degli oppressi, bellissimo, anche quello siamo riusciti a fare, perché vedi Silvia, lassù qualcuno ci ama, prima ci ha un po' detto adesso vi castigo perché non siete stati a capo, ma sono belli, tutte le bancherelle, questi gazebo preparati. E ha smesso anche di piovere. Ha smesso di piovere, non ha più piovuto, pensate, era un po' freddo però siamo resistiti fino quasi alle 16, perciò io dico che veramente valeva la pena di esserci. Ecco qua, veramente questo regista. E grazie Mirella per questa giornata. Per aver e anche il comune di Silea, che l'assessore, specialmente l'assessore Francesco Biasin, assieme al sindaco Rossella Cendron, che hanno permesso di fare questa bellissima giornata. Posso ringraziare Mirella?
dell'invito, No, perché ci non ti ho mancherebbe. ringraziato prima, e saluto tutti i telespettatori e gli auguro una buona Pasqua a tutti. Grazie, buona Pasqua anche a voi, a tutte Grazie. le vostre famiglie. Pubblicità. Ed è un onore per me avere ospite questa mattina una persona importantissima, specialmente in questo periodo terribile dove molte famiglie, molte persone stanno vivendo questo dramma della guerra, questo dramma incredibile di questi morti in maniera atroce. E da Motta di Livenza abbiamo il vescovo della Guinea, Victor Quemataccia, qui con noi. Buongiorno, buongiorno, Eccellenza, Eminenza. Io non so come ringraziarla veramente per questo incontro che faremo con lei assieme a Abdallah Kerzagi. Guardate, questa mattina abbiamo due figure importantissime per far capire l'importanza del dialogo. Ecco, forse la fede arriva anche col dialogo, con l'apertura mentale. Cosa dice veramente lei che tocca con mano la realtà delle fragilità, la fragilità, lei è vescovo, padre, un vescovo importantissimo su uno dei luoghi più lontani e dove c'è più bisogno di ascolto. Prego. Buongiorno, innanzitutto grazie di avermi dato questa possibilità di condividere con voi la realtà che viviamo nelle nostre terre. E parlando del dialogo posso dire che è uno strumento che serve di ponte per unire le persone, è uno strumento anche che serve per creare la fraternità, perché il dialogo comporta soprattutto l'ascolto, l'apertura e anche la disposizione per accettare l'altro. Dunque penso che il dialogo sia importante per unire i popoli, per costruire la pace e creare un clima fraterno. Io l'ho chiamata eccellenza e eminenza perché voi siete delle eccellenze nel nostro territorio, eminenza, dove cercate di portare la parola pace, la parola dialogo e la parola ascolto. Non è facile incontrarlo, eminenza. Io molte volte dico che se c'è il profondo sud abbiamo anche un profondo nord molto chiuso, qualcuno anche molto arrabbiato, ma quello che mi fa specie, eminenza, e mi preoccupa è che vedo arrabbiati le persone diversamente giovani, come le chiamo io, che hanno un passato invece di accoglienza, di ascolto, di emigrazione. Perché questa rabbia, eminenza? Proprio dalle persone che dovrebbero invece capire di più, e invece questa rabbia verso il diverso. Basta avere la pelle diversa che c'è questa rabbia senza neppure conoscere la persona. Ecco, forse ci siamo più chiusi che aperti. Prego, eminenza. La rabbia forse ha a che fare anche con la storia personale di ognuno di noi e dipende anche dalle situazioni che viviamo. Ma penso che quello che è importante è che noi che lavoriamo con queste persone che hanno la rabbia dentro di sé è di cercare di aiutarle ad uscire da questa rabbia. E penso che la cosa più importante è quando le persone si sentono accolte, amate, soprattutto amate, loro riescono a uscire dalla loro rabbia e vedono che sono accettate e così sono anche chiamate, invitate ad accettare gli altri, ad accettare la differenza. E che tante volte non siamo formati, educati ad accettare la differenza, qualche volta è questo che blocca, ma chi fa l'esperienza di accettare la differenza da quell'altro diventa un po' più facile da accettare la differenza. Allora, eminenza,
lei ha detto, cioè ha capito la mia domanda, nel senso che ha risposto molto bene, ha risposto sì, c'è la rabbia che noi cerchiamo di placare, ecco, di far diventare invece positiva e non negativa. Ma i messaggi che arrivano non sono veramente dei messaggi che parlano di pace. Ecco, questo mondo, sia giovane che meno giovane, che non ha ascolto. Io prima ho ricevuto delle telefonate, ho avuto degli ospiti veramente che fanno riflettere su quello che dovrebbe essere l'ascolto. Abbiamo la fortuna di nascere sani, ma poi all'improvviso magari ti capita qualcosa e diventi rabbioso, però poi la fede fa superare questo, tocchi il fondo, ma se hai fede riesci a risalire. Prego, Eminenza. Sì, la fede è molto importante perché chi ha la fede capisce bene che anche nella sua situazione Dio si fa presente e che Dio manifesta il suo amore verso di noi. Ma quando non abbiamo la fede diventa più difficile di accettare la nostra situazione. Dunque la fede è questa forza che ci permette di non solo accettare la nostra situazione, ma piuttosto di scoprire la presenza di Dio in quello che noi viviamo, in quello che noi facciamo, anche se diventa un po' più difficile. Devo riconoscere che davanti alla sofferenza non è facile, però la fede ci aiuta comunque a capire meglio la nostra situazione ed accettare la volontà di Dio. Ripeto che non è mica facile, ma la fede ci aiuta a vedere la presenza di Dio anche nelle nostre situazioni difficilissime. Allora, Eminenza, prima ho letto questo libro, un messaggio di speranza di questo ragazzo che nonostante questa malattia rara sta cercando di vivere una quotidianità normale e grazie a questo alla fede. E poi abbiamo sentito anche delle telefonate veramente di persone che dicono perché è capitato proprio a me. Ecco, forse anche l'ascolto da parte di professionisti per ascoltare le persone che hanno bisogno veramente di essere accompagnate. Voi fate questo, tanto è vero che lei è collegato con noi da Motta di Livenza, dove c'è questa Madonna dei Miracoli, dove veramente sono tantissimi pellegrini che arrivano sempre in qualsiasi periodo dell'anno, soprattutto nei momenti veramente più al culmine di questa fede, per essere ascoltati, per avere la possibilità di un miracolo. Ecco, crediamo ancora ai miracoli, Eminenza? Sì, io credo fermamente nei miracoli, sì. Dio continua a operare i miracoli, anche se noi uomini non riusciamo a vedere, ma ci sono anche delle testimonianze delle persone che ricevono sempre la grazia. Io penso che il miracolo più grande non sono soltanto le cure fisiche, ma anche le cure spirituali. Per esempio le persone che abbandonano la Chiesa, poi a partire da una parola oppure a partire da un incontro con una persona ritrovano la fede, ritrovano Dio, scoprono la presenza di Dio nella loro vita. Credo che sia il miracolo più importante e più grande. Poi posso anche dire che ascoltando le persone, le loro testimonianze, si vede che Dio si fa presente nella vita delle persone, che Dio ci ama, che Dio è misericordioso e ci accompagna. Anche queste persone che soffrono diventano anche una testimonianza, un Vangelo vero, vivo, anche per noi che li ascoltiamo, perché impariamo molto con loro e vediamo che sono le persone abitate proprio da Dio, che Dio si fa presente in queste persone nonostante la loro sofferenza.
La ringrazio per queste parole. Sentiamo anche cosa ne pensa Abdallah Karzagi, ecco, di questa fede, di questa religione, o di queste religioni molto diverse, ma sempre con una speranza di fede, di ascolto, di migliorare la propria condizione, di credere in qualcosa. Prego Abdallah, cosa vuoi dire a Sua Eminenza che ci ha veramente onorato della sua presenza questa mattina? Io ho il piacere di avere un collegamento con un signore, però io la mia visione è ben altra, nel senso che oggi vediamo la fede è diventata il denaro, sono diventati gli interessi, diciamo, concreti delle persone, quindi siamo molto lontani da Dio. E tante volte la fede è diventata un elemento di conflitto, non è a caso in Palestina quello che sta succedendo con gli occhi di tutti, è come fosse normale che i bambini muoiono, le donne muoiono e nessuno muove un dito. Questo purtroppo ci fa male persone che hanno una coscienza, persone che riescono a avvicinare a Dio con concretezza e non solo con parole, perché sia nelle religioni musulmana, cristiana, ebraica sono diventati solo delle ostilità, tutti si fanno vedere nella passerella della moschea o della chiesa o della sinagoga che loro sono più religiosi, invece più religiosi deve essere concretamente con qualcosa di visibile. Quindi io la mia visione è quello che bisogna insistere su un cambiamento anche di equo, cioè con etica, con un po' di diversità, perché io mi fa ridere. Ad oggi noi diciamo che bisogna dialogare, ma la religione musulmana e la religione cristiana e la religione ebraica hanno tanti anni, il cristianesimo ha 2000 e passa, i musulmani hanno 1447. I ebrei molto di più, e voi che dialoghiamo ad oggi dobbiamo iniziare a dialogare, iniziare a conoscersi, siamo molto in ritardo, bisogna fare qualche svolta per poter o creare qualche intelligenza artificiale religiosa che ci accumula in modo molto snello. Eminenza, come commenta le parole di Abdallah Karzagi, musulmani, ecco, tante religioni, ma l'obiettivo è sempre quello, la fede, ecco, la partecipazione a queste preghiere incredibilmente salutari, ecco, come commenta Eminenza? Allora, quello che posso dire è che dipende anche dalle esperienze di ognuno, poi dalla realtà che ognuno vive. Io sono nato in una realtà dove le religioni convivono abbastanza bene, sia quelli praticati la religione tradizionale oppure musulmana e cristiana, però, dico però, il guaio è che le persone si servono della religione per fare la politica, e questo è il pericolo. Strumentalizzare la religione con fine politica, e questo allora bisogna investire nella formazione delle persone per far capire che la religione non deve essere strumentalizzata con una finalità politica. Però io ho dei parenti, degli amici, anche i cugini, che alcuni sono musulmani, altri cristiani, praticando la religione tradizionale,
nella stessa casa, senza conflitto, senza niente. Adesso con la politica si vede. Eminenza, mi fa molto piacere che lei abbia detto questo, perché io lo dico spesso tutte le mattine che bisogna stare attenti a non essere strumentalizzati. Questo vale anche per il mondo dell'associazionismo, questo volontariato che, come dico sempre, Eminenza, ormai i volontari devono girare col commercialista e pagare per fare i volontari e lo trovo una cosa veramente inqualificabile dopo quello che ha fatto e sta facendo il mondo del volontariato. Però quello che vorrei parlare con lei di questa rabbia dei giovani e non solo, ma soprattutto di questi giovani che forse non abbiamo ascoltato prima, non abbiamo fatto abbastanza prevenzione, questi giovani che stanno cercando veramente un qualcosa che non riescono a trovare nella società attuale, forse è proprio l'ascolto e questo bisognava farlo molto prima, investendo nelle famiglie con la prevenzione. Perché questa rabbia, questi giovani che stanno facendo veramente delle cose incredibili ai danni di tutta la comunità, che poi ne paga anche le conseguenze, questa paura che dilaga, furti, rapine, risse, ho paura di uscire di casa, ho paura di incontrare il diverso. Prego, Eminenza. Quello che posso dire, come lei stava dicendo, penso che tutto parte dalle famiglie. E oggi come oggi il pericolo è che non sempre abbiamo il tempo necessario per accompagnare i nostri figli, per essere con loro e accompagnare la loro crescita. Allora questo crea anche un po' di problemi e quando si ritrovano da soli oppure con i compagni il rischio è quello. Si capisce che le famiglie, cioè i genitori, sono occupati per tante cose e non hanno il tempo materiale per essere con i figli e questo secondo me può essere anche un problema perché devono riempire uno spazio non avendo i genitori con loro che possa veramente accompagnarli, allora si creano dei problemi, c'è una distanza e poi non sono abituati neanche al dialogo. Penso sia questo uno dei problemi, una delle difficoltà. Abdallah, so che volevi aggiungere qualcosa, prego. Io, oltre alla famiglia, vedo anche l'assenza della politica, progetti politici per la politica giovanile, che anche quella incide molto sull'educazione dei ragazzi. E poi anche un elemento importante che è la scuola. Anche alla scuola bisogna indirizzare bene diciamo, i giovani. Poi deve essere una regia fra queste tre componenti perché devono in qualche modo fra di loro, fra i tre elementi devono parlare fra di loro per poter anche creare una generazione sana e anche obiettiva. Allora, Eminenza, lei viene dalla Guinea. Ecco, lei ha detto noi a casa mia ho fratelli, parenti che convivono con varie religioni, non c'è conflitto, ecco, si vive in armonia. Ma qual è allora il problema, Eminenza, che abbiamo in questo territorio? C'è qualcuno che ha seminato proprio vento per accogliere tempesta, invece di seminare pace per accogliere poi cordialità, per accogliere questa parola meravigliosa che è l'accoglienza, non giudicare ma essere accolto, capire perché sono quello che sono. Prego, Eminenza. Non ho capito in quale territorio? In Guinea, perché se lei dice così si vive tranquillamente anche con religioni diverse e qua si fa fatica ad accettare la religione diversa, a capire, a non essere strumentalizzati. Perché questo odio? Ho detto qui si semina vento per poi raccogliere tempesta, è quello che vuole qualcuno, Eminenza? Sì, e quello che stavo dicendo è che la politica, per esempio, per avere i voti, allora io mi servo della mia religione per dire
che sono di tale religione, allora voi dovete votarmi perché sono uno dei vostri. E quello che stavo dicendo è che il pericolo è quello di strumentalizzare la religione con una finalità politica, ma prima questo non esisteva, come l'ho detto, si conviveva tranquillamente, forse perché avevamo anche un partito unico, allora non c'erano interessi in gioco, però con multipartidarismo, la democrazia, con tanti partiti che sono nati, c'è questo rischio che se con il partito c'è la questione tribale, io faccio militante di questo partito perché forse è un parente, allora chiedo anche alle persone di votare in me perché abbiamo gli stessi legami e abbiamo siamo della stessa tribù. Dunque non solo la religione ma anche l'appartenenza etnica, tribale è strumentalizzata, e questo è il vero rischio. Allora, come dicevo, l'idea oppure la cosa più importante è di educare le persone ad accettare la diversità e, come diceva anche il Signore, bisogna investire nella formazione delle persone. L'educazione è importante per poter far capire che sì, noi dobbiamo costruire, creare una società fraterna indipendentemente dalla religione oppure dalla questione tribale. Però, Eminenza, c'è un grande problema, che questi ragazzi che hanno perso la via della ragione per un nemico enorme che abbiamo, che è la droga. Ecco, io ho parlato con alcuni di loro e mi hanno detto, il mio amico non era così, Mirella, ha fatto quello che ha fatto perché si è bevuto il cervello con la droga. Questi nemici che hanno questi bambini, perché sono bambini, e cosa vuoi chiamarli, a 14-15 anni, ragazzini, sì, bisogna vedere che non hanno la fortuna di avere una famiglia, dei genitori adeguati, vengono da situazioni delle volte molto tremende, delicate, e non è stato fatto la giusta prevenzione, come dice lei, con l'ascolto. Ecco, la scuola che veramente dovrebbe fare di più ma non riesce a farlo nelle condizioni nella quale opera, le fragilità che sono messe all'angolo, non sono ascoltate, abbiamo tante cose che non funzionano. Lei viene da un paese lontano, forse non ci rendiamo neppure conto cosa vuol dire nascere in certi paesi e cercare di migliorare quella quotidianità che abbiamo noi nonostante tutto e nonostante tutti. Ecco, forse far capire a questi ragazzi che c'è anche un mondo diverso e più accogliente, dovrebbero fare un lavoro molto importante, quello che è un'educazione e deve essere fatta. Se la scuola non me la fa, Eminenza, a casa non ho la famiglia, abbiamo tutte non famiglie tradizionali, ormai sono famiglie diverse. Un ragazzo mi ha detto: ma Mirella, non riesco più a capire, ho 3 papà, 2 mamme, 5 fratelli, non ci conosciamo, non so neppure io su che casa devo andare quando voglio tornare a casa. Ecco, questi ragazzi che sono in stato confusionale, ma non per colpa loro, Eminenza. Qualcuno ha portato pure a questo, ma non abbiamo gli strumenti, non abbiamo educatori abbastanza, professionisti abbastanza, perché non riusciamo a capire che il lavoro da svolgere è questo. Prego, Eminenza, poi sentiamo anche Abdallah Kerzaghi, che in fatto di accoglienza può dire veramente qualcosa in più. Prego. Io penso che uno dei ruoli della politica è precisamente quello di collaborare con la famiglia. E penso che i governanti hanno anche una buona parte di responsabilità su questo, creare una buona politica che possa accompagnare le famiglie, che possa aiutare le famiglie ad accompagnare i propri figli, aiuterebbe a cambiare la società, perché penso che i genitori da soli non ce la fanno. Allora bisogna anche avere una politica chiara che possa aiutare le famiglie ad accompagnare i loro figli e che la politica anche possa pensare a un'educazione buona e chiara per i cittadini,
perché non basta solo la famiglia per risolvere questi problemi di droga oppure di delinquenza, ma bisogna la collaborazione dello Stato, bisogna avere una politica definita chiaramente e forte per collaborare con la famiglia e collaborare con tutta la società. Abbiamo Mirella da Riese, vai Mirella. Ciao Mirella, Ciao. Buon sabato santo a tutti. Ecco, e ora volevo dire che ieri sono andata a un supermercato in provincia di Vicenza ed è successo pomeriggio, ecco, che due negri hanno distrutto una macchina al parcheggio del supermercato grande, distrutta, un pick-up era. È una cosa assurda, c'erano due negri e dopo sono arrivati i carabinieri, è arrivata quello dell'assicurazione, quasi 6.000 euro di danni. È una cosa assurda, questi ragazzi giovani, e non c'è più, guarda, mi viene i brividi di sentire certe cose ogni giorno, e dopo poi ti fanno anche la foto, cioè, quando che cammino qua di là, ti fanno anche la foto, i ragazzetti. Grazie Mirella, ha sentito, Abdallah, hai sentito quello che ho detto prima, questa rabbia, ecco, non ha detto due persone, ha cercato di evidenziare il colore della pelle, questo fa capire perché ho fatto quella domanda e quella riflessione prima, ed è una diversamente giovane, come dicevo io. Prego Abdallah. No, ma questo io non lo vedo normale comunque. Io sono arrivato qui dell'89 e dall'89 che sento i negri, i marocchini, questi sono elemento... Gli africani. Sì, gli africani, gli albanesi, sono elemento di disturbo, di delinquenza, sono una parte delle delinquenza. Guarda che in Italia ogni 3 minuti si ruba una banca, ma non si parla di questi che rubano le banche. Perciò quanta droga, la mafia italiana gira un patrimonio di 44 miliardi di patrimonio e tutte le mafie del mondo vengono a imparare come viene reinvestito il capitale della delinquenza su affari importanti. Lei, questa signora, non sa questa roba, vede soltanto questi due ragazzotti, poveretti, ragazzini, sì, che sfociano la loro sfogano la loro rabbia, e lei, il conflitto suo e l'odio suo è verso questi ragazzi. Non dobbiamo tollerare queste cose, anzi noi vanno siamo punite, per diciamo. l'illusione, per tante cose, ma noi dobbiamo prendere il disagio sociale in un'investi molto complessa, molto generale, in modo da dare le risposte serie. Abbiamo Giusy da Dosson Treviso, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno Ciao. ai tuoi ospiti e auguri a tutti quanti. Grazie. Intanto di buona salute, perché se manca quella siamo fritti. Brava. Allora, chiedo alla sua eminenza, perché ci sono i cristiani, poi ci sono altre religioni, che ce ne sono tante, ma perché, se la storia abbiamo visto che è nato Gesù, e ci sono tante altre religioni, perché non siamo tutti assieme, tutti religiosi, diciamo? Tutte le altre nazioni hanno uno da pregare, un altro ma perché non siamo tutti uguali? Cristo era solo lui? Poi c'è chi crede e chi non crede a quella storia. Non capisco perché. Se Sua Eminenza mi dà una risposta sono contenta. Vi ringrazio. Grazie Giusy, prego Eminenza. Allora, devo dire che almeno nelle mie parti la gente praticava la religione tradizionale e la gente credeva già in Dio, ma non conoscevano Gesù Cristo.
solo dopo con l'arrivo dei missionari portoghesi, poi italiani e francesi, e che hanno annunciato il Cristo alla gente. Poi devo dire anche che dalle mie parti l'Islam è arrivato prima del cristianesimo. Allora, sono i missionari che hanno portato il Vangelo alla mia gente e le persone sono convertite, ma prima c'era già la religione tradizionale, e come lo dicevo, almeno le 3 religioni in Guinea-Bissau convivono tranquillamente. Alcuni si convertono all'Islam, altri si convertono al cristianesimo, e pian piano adesso, per esempio, posso dire che la maggioranza dei credenti sono i musulmani, intorno al 40-45%, e i cristiani sono solo 15%, i cattolici sono 12%, dunque penso che sia questo, ma secondo me la cosa più importante è che possiamo essere veramente credenti in Dio. È questo che ci unisce, siamo tutti credenti in Dio. Abdallah Kazagi. No, secondo me, come diceva Monsignore, che è importante la fede perché ti dà una sicurezza e ti dà anche un obiettivo. Dobbiamo pensare, se forse non c'era la religione, cosa succede? Succederà di più, diventeremo barbari, diventeremo molto cattivi con la presenza delle religioni. Le persone sono più tranquille, più abbastanza anche ragionevoli. Però ci sono anche dei laboratori importanti. La Guinea-Bissau è un elemento laboratorio importante in cui le religioni pacificamente vivono. Lei poteva dire come possiamo vivere con rispetto? Questa è la domanda che deve dire, che malgrado la differenza religiosa siamo vicini e rispettiamo uno l'altro. Quella che ha detto Sua Eminenza prima, in famiglia abbiamo varie religioni ma convivono tranquillamente. Esatto. E poi oltre a Guinea-Bissau ci sono per esempio anche fino a ieri il Libano. Il Libano era un elemento importante di convivenza religiosa con i musulmani, i cristiani e altro, ebrei, non c'erano problemi. Poi anche Siria, per esempio, prima delle guerre. Attualmente il Marocco, noi in Marocco, malgrado che c'è la stragrande maggioranza di musulmani, ce n'è anche di cristiani e di ebrei. Ma si convive pacificamente? Si convive pacificamente, anzi il re del Marocco si chiama Amir, che è il re dei credenti, non dei musulmani, è il re dei credenti. Quindi tutti trovano un sfogo religioso sul re del Marocco, e quindi questo è importante secondo noi. Poi il Marocco ha anche una legge molto severa: se qualcuno calpesta i diritti religiosi a qualcuno viene subito condannato, perché non tolleriamo questa invasione verso le altre religioni. Le chiese ci sono, a Rabat, Casablanca, Tangeri, dove ci sono la presenza di cristiani e di ebrei, ci sono le sinagoghe. Normalmente noi conviviamo tranquillamente con questo. Allora, Eminenza, cosa ne pensa di questo presidente Trump che sta veramente un po' sgretolando quella democrazia costruita in tanti anni, ecco, questa America che sta cambiando volto, specialmente con i più fragili, i più deboli, ecco, questo mondo che veramente prima si guardava come la patria della democrazia sta cambiando. Cos'è che la preoccupa di più, Eminenza?
Relativamente agli Stati Uniti conosco molto poco e quello che mi preoccupa è piuttosto la tensione internazionale che questo sta creando. Abbiamo visto quello che è accaduto in Israele e poi abbiamo visto anche le posizioni dell'America relativamente alle tasse legate all'Europa oppure alla Cina, la preoccupazione è che questo possa creare di più una tensione internazionale. Dunque un po' questa è la mia preoccupazione. E ho visto anche che c'è una certa tensione tra gli Stati Uniti e alcune nazioni africane. Parlo concretamente per esempio di Sudafrica, che in questo momento Sudafrica ha dovuto richiamare l'ambasciatore perché è stata dichiarata come persona non grata negli Stati Uniti. Dunque, ma speriamo che il governo americano, anche soprattutto il presidente, possa capire che nessuna nazione si sviluppa da sola, che abbiamo bisogno di una cooperazione, di una collaborazione sana. Questo è molto importante, la ringrazio veramente. Prego Abdallah. Sana e anche saggia, soprattutto. Esatto. Sì. Invece Trump ormai sta rovinando, era già rovinato, noi pensavamo di qualche cosa vieni di bello, ma veramente questo orientamento politico internazionale sta creando tanta confusione. E tensione anche. Tensione. Vianella da Verona, vai Vianella. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Ecco, l'ho sentita poco fa, sì, Verona, e volevo chiederle per cortesia qualche indicazione su questo movimento che lei ha parlato, se c'è qualche organizzazione qui a Verona a cui rivolgersi, perché io ho 91 anni e sono ammalata di depressione e purtroppo entro e esco dalla clinica del mal di nervi. Ho una persona che mi aiuta 3-4 ore al mattino e poi basta. Io ero di buon umore, di carattere allegro e tutto quanto, ma adesso sento la solitudine. Ho un figlio di 60 anni, sposato, senza figli, ma ultimamente da qualche mese mi ha detto che sta male anche lui per i suoi problemi, che ne so, e si fa vedere molto poco. A tutt'oggi non so neanche se mi inviterà per domani Pasqua e quindi appunto sto cercando qualche aiuto esterno perché sono pensionata e la badante tutto 8 ore così costerebbe molto per la mia pensione e l'INPS mi ha giudicato un'invalidità ma senza remunerazione. Però non so, mi hanno detto, ho sentito la sua trasmissione e mi hanno detto che c'è forse la possibilità del volontariato, non so. Grazie Vianella cara, lascia il tuo numero di telefono in regia, poi vedrò. Vede Eminenza, quello che io ascolto tutte le mattine sono queste persone diversamente giovani, quasi sempre, che soffrono di una solitudine incredibile. Loro sono ancora vive, vorrebbero partecipare a quella che è la quotidianità. Noi abbiamo tante associazioni di volontariato, ma siamo ancora divisi fra di noi.
Ecco, i grossi cercano di emergere sui più piccoli invece di fare squadra e di portare tutti assieme l'aiuto dovuto che possiamo fare, che è l'ascolto, incontrare queste persone. Abbiamo nella maggioranza dei casi servizi sociali che non funzionano, al venerdì alle 13 chiudono e fino a lunedì non si sa niente, associazioni di volontariato che potrebbero aiutare. Ecco, io mi domando, ecco, i medici di famiglia che dovrebbero dare anche loro dei segnali a queste persone che non ascoltano, che non sentono, ma però hanno ancora la forza di dire io ci sono, esisto, aiutatemi. Ecco, poi vorrei sentire, ecco, cosa ne pensa anche lei, questi preti che adesso mancano, è un periodo veramente, ci mancano i sacerdoti, ci mancano le suore, ci manca quell'ascolto che c'era prima e che adesso non hanno più queste fragilità, che non possono aspettare a lungo l'aiuto. Però volevo salutare anche un altro ospite che ringrazio veramente, è un imprenditore agricolo, è Riccardo Piovan. Buongiorno Piovan, grazie. L'ho fatta attendere perché lei poi ci dirà delle cose anche importanti. Anche voi state facendo delle guerre con questo cambiamento climatico non da poco. State veramente cercando di portare avanti un lavoro sempre più faticoso, ecco, veramente non ricompensato da un giusto ricavo. Cosa ci dice, cosa vuole dire dopo averci ascoltato e le riflessioni che può fare? Prego. Buongiorno Mirella, buongiorno ai suoi ospiti, molto saggi stamattina e mi hanno molto colpito. Guardi, solo accendendo il telegiornale alla sera possiamo definirci dei sopravvissuti. C'è una lista di guerre, di crisi che in questi ultimi 5 anni, forse è una fase storica molto complessa, ma se analizziamo 5 anni fa eravamo chiusi in casa, anche meno, per il Covid, poi è arrivata la crisi economica perché ha colpito molte famiglie, sta colpendo. La crisi climatica, le alluvioni in questi giorni, vedete quello che sta succedendo, la crisi ucraina con le sanzioni e la destabilizzazione europea, la guerra in Palestina, come ricordava il suo ospite, la guerra dell'immigrazione, la guerra dei dazi, c'è da spaventarsi. Lei dice siamo chiusi in casa, i giovani sono spaventati, ma è il telegiornale che tutti i giorni ci racconta queste storie. Come possiamo reagire? Questo è il grosso problema. La risposta che ci dà la politica cos'è? Spendere 1.000 miliardi per riarmarsi, invece di aprire un semplice tavolo di pace magari a Roma, visto che è una tradizione importante, storica, cristiana. Noi spendiamo 1.000 miliardi, magari metà di questi soldi li avessimo spesi in Africa, magari con il piano Mattei che se ne stanno parlando, ma sai che risultati importanti potremmo raggiungere, o di scolarizzazione, di aiuto economici, di alfabetizzazione, perché uno dei problemi che ha l'Africa è quello proprio della mancanza di un'istruzione più elevata. Dopo le scuole elementari, le scuole più facili, manca il secondo livello, quello della formazione, e di conseguenza arrivano qua i giovani che dobbiamo formarli, dobbiamo evitare che si ghettizzino nelle città, poi portano qualcuno porta a disagio perché purtroppo non riusciamo a inserirlo, integrarlo nella nostra società. Ecco, un'analisi veloce per capire che le scelte della politica hanno delle conseguenze molto importanti e la fase storica è una fase molto difficile. Io ero giovane negli anni 80 e vivevamo in maniera molto spensierata rispetto ad adesso, ecco, questo voglio dire. Non so se è la vostra impressione, ma è un'analisi veloce per capire che c'è molto da fare, c'è soprattutto da dialogare tra popoli, tra nazioni, evitare tutte queste guerre sia economiche, guerre di bombe, perché purtroppo si parla di migliaia di morti che io ero convinto dopo la fase della seconda guerra mondiale,
dopo tante lezioni fatte nelle scuole elementari, medie, le superiori, dove ci hanno raccontato della Shoah, ci hanno raccontato di quello che avevano subito il popolo di Israele, e poi vediamo questa vendetta che si trasferisce a pochi chilometri da Gerusalemme con migliaia di morti, bambini morti, 20.000 bambini morti, ma questi saranno, quelli sopravvissuti saranno un popolo che chiederà solo vendetta, sarà difficile che si fermino. Ecco, questo è un po' il mio pensiero. Allora, siccome Abdelhak Al-Zaghi deve lasciarci, volevo sapere con quali parole e soprattutto quello che ha detto Piovan. Ecco, noi abbiamo bisogno di manodopera, però bisogna formarli, ma forse la formazione andrebbe fatta direttamente nei campi, poi si impara un po' alla volta ad adoperare anche questi nuovi macchinari, ma soprattutto la difficoltà di far uscire questi ragazzi. Tu ne sai qualcosa, ci vuole il permesso, ci vuole, adesso abbiamo anche i colori, bianco, rosso, giallo, verde, arancione, diventano sempre più colorati i tesserini, ma cosa sta succedendo? Ecco, come si fa a capire invece che la manodopera in futuro, se vogliamo che queste aziende sopravvivano, dovrà pure essere messa nel campo, bisogna far uscire questi ragazzi, farli lavorare, e si impara lavorando, anche usare certi mezzi, sanno 3-4 lingue. Ecco, forse Sua Eminenza poi spiegherà, ecco, che per arrivare devi correre, devi imparare in fretta, se vuoi arrivare in qualche posto devi integrarti facilmente. Prego. Allora, noi vediamo casualmente in Italia li arriva così in modo clandestino da 100 a 200.000 persone all'anno. Sono quasi tutti giovani, tutti di buona volontà, tutti che hanno voglia di lavorare. Questi vengono normalmente parcheggiati in vari centri di accoglienza, CAS, e vengono messi lì senza progetto. Come diceva l'imprenditore, noi abbiamo dei settori dove c'è carenza, inutile intasare altri settori. Quelle bisogna formare questi ragazzi su quel progetto lì. Noi abbiamo gli autisti che ci sono. Spiega che tu fai questo, perché magari non ti conoscono. Io ho avuto per caso la gestione delle centri di accoglienze a Treviso da 10 anni e vivo questo problema, lo vivo. Non è che tutti i ragazzi che hanno una buona volontà trovano lavoro, alcuni vengono lavorati in modo serio, alcuni vengono lavorati, ma noi non entriamo nel merito perché i ragazzi, ovviamente noi abbiamo un protocollo con la prefettura su dei servizi, noi facciamo quei servizi e cerchiamo sempre di essere vicini ai ragazzi con dei mediatori culturali, con psicologo e con l'assistenza legale, però non possiamo andare oltre questo. Però ci vuole dei progetti importanti perché noi qui abbiamo una carenza nell'agricoltura, saldatora, autisti, edile. Scusa, sono tutti settori... perché purtroppo, ma se Piovan ti chiedesse 20 persone, mettiamo, io ho bisogno di 20 persone, tu hai la possibilità di far uscire subito queste persone oppure c'è un protocollo che ti dice finché non arrivi a quel colore, perché non hai le carte in regola non puoi uscire? Allora, innanzitutto i ragazzi quando vengono per avere il permesso soggiorno ci vuole un po' di tempo, ci vogliono 3-4 mesi, poi quando loro hanno, si chiama il C3, quel C3 scrivono e conoscono diciamo la storia delle persone, poi improntano le persone per capire se ha uno storico criminale o no, se ha dei problemi con la giustizia, giustamente questo, solo che anche se non hanno documenti come fai a saperlo? No, loro si
fanno un'autocertificazione che loro sono questo, che loro è, e quel nome e cognome fa testo. E quindi su questa cosa viene rilasciato un permesso soggiorno provvisorio. Con quel permesso soggiorno non può lavorare solo dopo 60 giorni. Quindi dopo 60 giorni lì si può ragionare. 2 mesi. Però se lui viene, noi ovviamente non entriamo, noi abbiamo delle esperte che lavorano, operatori del nostro CAS, che deve parlare con loro, accompagnano i ragazzi. Noi facciamo già questi progetti con delle agenzie, ma progetti con la regione, non così campati in aria. Sì. E quindi fanno questo, vedono l'orientamento dei ragazzi e cercano di dire guarda questo, però nel contratto noi non dobbiamo entrare, nel senso che quando una volta si sigla il contratto di lavoro con lui e con l'imprenditore, noi dobbiamo essere il contratto fa testo, si arrangiano loro. Si arrangiano loro, perché noi non dobbiamo essere, perché se il pagamento non viene effettuato, se qualche problema, noi dobbiamo essere lontani da questa roba. Questa è una politica nostra che abbiamo scelto da 10 anni. Allora abbiamo Gentile da Taglio di Po, e salutiamo anche Abdallah che deve andare via. Grazie Abdallah, buona Pasqua a te e a tutti. Invita anche Sua Eccellenza a venirti a trovare, visto che è a Motta di Livenza. Sì, se lei vuole venire, noi abbiamo anche un ristorante, si chiama Mani di Fatima. Non è a caso noi abbiamo scelto Mani di Fatima, perché Mani di Fatima rappresenta il santuario in Portogallo cristiano, e noi abbiamo anche la figlia del profeta che si chiama Fatima, perciò noi crediamo a questa fortuna, e chi viene da noi ha sempre avuto fortuna con questo ristorante etnico molto bello, marocchino. Si mangia il marocchino, è buono. Eminenza, accetta l'invito allora di Abdallah Karzagi? Sì, accetto l'invito, grazie Abdallah. Grazie signore. Ho visto anche che c'è una buona convivenza tra i cristiani e i musulmani in Marocco. Mi fa molto piacere, Eminenza, vengo anch'io, allora mi aggiungo anch'io, così andremo a trovare anche questi ragazzi meravigliosi che sta cercando veramente di dar loro dignità e integrazione il nostro Abdallah. Grazie Abdallah. Abbiamo in linea allora Gentile. Vai Gentile. Buongiorno. Buongiorno. Posso parlare con Victor? Prego. Victor, ti saluto da Taglio di Po, ti ricordi? Taglio di Po, sì. Di Guinea Bissau. Sì. Ci siamo trovati ad Asiago, ti ricordi? Mi ricordo, sì. Con padre Fabio Longo. Esatto, con padre Fabio, sì. Poi noi ci siamo trovati, sono venuto 6 volte su a Guinea. In Guinea, sì. Sì, e mi fa piacere di averti visto qui in mezzo a noi. Ascolta, ti chiedo una cosa, ma voi fate qualcosa per convincere quei ragazzi in Guinea che cercano di venire in Italia da soli, poi vengono qui che non trovano tanto da far bene e purtroppo prendono anche delle brutte strade? Fate qualche cosa per convincerli di stare attenti prima di venire in Italia? E quello che stavo per dire, che bisogna soprattutto investire nella formazione delle persone, soprattutto con le scuole. E noi abbiamo un grosso problema in Guinea. E non abbiamo le scuole, poi le scuole non funzionano, e le scuole, la chiesa che funzionano non hanno spazio per tante persone, poi le grosse difficoltà. Io penso che la prima soluzione è proprio quella di investire nella formazione delle persone, qualificare i giovani, anche se dovessero venire in Europa,
dovrebbe essere una mano d'opera qualificata. Quello potrebbe aiutare a trovare un lavoro e non rimanere sulla strada, perché uno è qualificato, senza quello sarà difficile, poi cadono nella delinquenza. Quello che la Chiesa cerca di fare in Guinea è proprio di investire nella formazione delle persone. Più di così penso sarà difficile, ma ripeto, l'urgenza, la nostra necessità in Guinea in questo momento è quella di investire nella formazione dei bambini e dei giovani. La scuola per me è l'unica via per trasformare la società. La ringrazio veramente Eminenza, grazie anche a Gentili di aver chiamato, ecco, fa sempre piacere, come vede questa trasmissione è seguita da tante città, anche da altre regioni, non solo il Veneto, e fa capire l'importanza di avere degli ospiti, confrontarsi, dialogare. Però quello che volevo capire anche dall'imprenditore, ecco, che bisogna un po' accelerare, dobbiamo accelerare questi tempi, sono troppo lunghi, questa formazione che bisogna fare, ma intanto queste persone che sono qua possiamo impiegarle, come fare? Ecco, cosa dice Piovan? Perché non è che si possa aspettare in eterno che qualcosa si muova, adesso ci mancano le elezioni, è tutto fermo, si blocca tutto. Prego Piovan. L'anno scorso noi eravamo quelli che protestavano con i trattori, con tantissime promesse che ci hanno fatto i politici, abbiamo aspettato le elezioni europee, in realtà poi è stata rieletta la von der Leyen e direi che non è cambiato proprio niente, quindi le solite promesse della politica non ci portano da nessuna parte. Quindi cosa dire? In Italia arrivano legalmente e quindi vengono assunti 110.000 persone stagionali, soprattutto nell'agricoltura, molto nel turismo, perché c'è anche crisi nel turismo. Il problema è che i nostri ragazzi non li abbiamo più educati ad andare a lavorare da giovani, cioè i nostri ragazzi sono abituati finite le scuole ad andare a fare le vacanze fino ad ottobre. Una volta i nostri giovani, noi andavamo in campagna, si andava a fare i camerieri, si andava nei ristoranti, nei luoghi turistici. Adesso si è creato un vuoto che fortunatamente viene sopperito dagli immigrati e ne entrano 110.000 stagionali, 70.000 sono quelli invece che vengono assunti poi definitivamente ogni anno. In Veneto 25-30.000 vengono assunti ogni anno immigrati, però sempre come dicevo prima il problema è immigrazione, soprattutto nelle aziende agricole, a parte gli ortaggi dove serve solo manodopera abbastanza semplice, anche lì serve ugualmente la formazione per entrare in un'azienda agricola, quindi ci si confronta anche col problema della lingua. Il volontariato dalle nostre parti sta facendo un grande lavoro, coinvolgono famiglie intere di immigrati, marito, moglie, bambini, e gli insegnano le basi della lingua, perché arrivano qua non sapendo quasi niente sulla lingua, ecco. Quindi soprattutto le mogli che poi rimangono in casa, ecco, vengono coinvolte, vengono portate a vivere nelle piccole comunità, quindi quella è un'altra importante soluzione, è un grande lavoro che fa, ecco, soprattutto i volontari. E quindi, ripeto, come diceva Sua Eccellenza, la formazione. Sarebbe bello che la formazione partisse già dai paesi di origine, perché come dice l'articolo 26 dei diritti umani, l'uomo deve essere istruito per avere la sua dignità. E quindi direi che senza tante grandi idee potremmo suggerire questo, di fare scuole, investire nelle scuole in Africa. Non tutta l'Africa è uguale, la subsahariana, la Guinea, ecco, questa è un po' carente. Poi abbiamo delle zone, ormai il Marocco, l'Algeria, l'Egitto, che stanno quasi arrivando agli standard europei, probabilmente investimenti fatti in passato da scelte forse anche lungimiranti. Quindi non sarebbero enormi gli investimenti, ed è dove parte la grande migrazione, che poi si scontra con le nostre culture, purtroppo, perché arrivano con una cultura completamente diversa, e l'integrazione e il dialogo ci vorrà del tempo, ripeto, soprattutto in questi anni dove siamo sommersi da tantissime problematiche. Questo è un po', ecco, il disegno che voglio portare anche in questo momento di pace, perché la Pasqua poi è anche un
diciamo, un valore di pace che deve essere trasmesso. Ecco, soprattutto dobbiamo accogliere e non giudicare più avanti, cercare di capire che queste persone hanno già sofferto abbastanza, dare quell'accoglienza che meritano e soprattutto cercare di capire che forse anche un lavoro serio, con un contratto serio, dà dignità a queste persone. La ringrazio di aver anche detto queste cose. Ecco, noi abbiamo bisogno di questa realtà, perché non è che i giovani nostri non vogliono più lavorare, non li abbiamo più, caro Piovean, non ci sono, la denatalità si fa sentire e adesso 1+1 comincia a fare il numero giusto ed è un numero molto molto basso che non veramente risolve il problema dell'occupazione che hanno bisogno le nostre aziende. Allora, Eminenza, ecco, come commenta, come vuole salutarsi e anche una piccola benedizione senza tanti paramenti per quelle persone che la stanno ascoltando, che sono a casa nella solitudine più completa. Ecco, noi dobbiamo dare speranza a queste persone, veramente quella fede che veramente li farà superare questo momento per loro molto drammatico. Prego, Eminenza. Innanzitutto vorrei ringraziare il popolo italiano e soprattutto la regione Veneta, anche Friuli, perché in Guinea i frati sono scesi per l'evangelizzazione, certo, hanno capito che non bastava solo annunciare il Vangelo, ma era necessario formare le persone e anche pensare alla salute delle persone. Dunque noi come frati, ogni fraternità ha una scuola. Dunque abbiamo 8 fraternità in Guinea con 8 scuole fino al liceo per certi casi. Abbiamo anche 2 ospedali con tanti reparti. Siamo partiti con la lebbra, ma oggi abbiamo un reparto per l'AIDS, la maternità, la pediatria, poi c'è anche la parte, diciamo, dermatologia. E oggi posso dire che uno degli ospedali, per esempio l'ospedale del Cumura, è praticamente uno dei migliori, per non dire il migliore della Guinea-Bissau. Questo con l'aiuto dei frati e soprattutto con la collaborazione dei benefattori italiani. Allora tengo a ringraziare il popolo italiano, soprattutto la regione Veneta e Friuli, per questo dono. Cosa posso dire? Auguro a ognuno una buona Pasqua, chiedendo che il Signore, il risorto, possa essere veramente la nostra speranza, come è stato chiesto dal Papa, che questo giubileo di speranza, che Gesù sia veramente la nostra speranza che dà senso alla nostra vita. Dunque auguro a tutti una buona e santa Pasqua. Grazie veramente, grazie Eminenza. Salutiamo Padre Mario, vescovo della Guinea-Bissau, Victor Huetamacha, di essere stato con noi. Veramente grazie per le parole che ha detto e soprattutto per far capire che noi dobbiamo veramente integrare, accogliere ed essere quelli che eravamo una volta, molto accoglienti. Noi siamo sempre stati una regione accogliente e diversamente giovani, quelli arrabbiati, ecco, capiscano bene le parole che ha detto Sua Eminenza Huetamacha per far capire quanto è importante in questo terribile momento che stiamo passando con queste solitudini, ecco, di accogliere e non giudicare. Ecco, anche noi dovremo essere giudicati poi alla fine, perciò riflettete su questo. Grazie, grazie ai miei ospiti. Pubblicità. Grazie a lei. Presento altri 2 graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Claudio D'Angelo, Associazione Controllo del Vicinato, grazie nazionale veramente di essere qui. Abbiamo anche Raffaele Garisi, istruttore arti marziali, soprattutto capoeira, però io vorrei parlare proprio con Claudio D'Angelo
Prego D'Angelo, cosa vuole dire questa mattina? Tante paure, non escono più di casa, paura all'interno delle case, paura fuori, ma c'è proprio da vivere questa paura o possiamo anche noi fare qualcosa? No, la paura è sempre una brutta consigliera, la prudenza è una buona consigliera, la paura è una brutta consigliera. Dobbiamo imparare a prendere qualche precauzione, ma dobbiamo vivere normalmente. Una precauzione molto importante è quella di far rete con il vicinato. Al di là del gruppi controllo del vicinato, dell'Associazione Nazionale Controllo del Vicinato, ecco l'importanza di fare rete con i propri vicini, aiutarsi a vicenda, conoscersi, cambiarsi i numeri di telefono, sapere che c'è sempre qualcuno che guarda casa nostra e noi essere disposti a dare un'occhiata alla casa degli altri. Creare la rete ci fa sentire più sicuri e rende più difficile la vita ai meno intenzionati. Cos'è che la preoccupa di più D'Angelo in questo momento un po' particolare dove veramente le persone esprimono la loro paura? Questi ragazzini, pochi, già sappiamo nomi e cognomi, che tengono in mano sindaci, forze dell'ordine, cittadini, ragazzini stessi, loro compagni. Cosa sta succedendo D'Angelo? Qui il problema nasce dall'educazione, nasce dalle scuole, nasce da generazioni di bambini abituati ad aver sempre ragione, che è tutto giusto, tutto va bene, da genitori che se il figlio prende il cattivo voto non è che sgridano il figlio perché non ha studiato, ma vanno a litigare con l'insegnante, il maestro, il professore perché ha dato il brutto voto al figlio. I motivi sono tanti. Ognuno di noi non può cambiare il mondo da solo, ma può operare nel suo ambiente rendendo il suo ambiente vicino più confortevole. Quindi fare rete, il mio è sempre quello, fare rete, unirsi, parlare con i vicini. Non isolarsi. Perché ha deciso di fare questo? Cosa è successo quando ha capito anch'io mi devo mettere in gioco, devo aprire un comitato, un'associazione per cercare io non ho di aperto, dare... mi sono entrato in un'associazione che già esisteva. No, è semplicemente venendo ad abitare qui nel Veneto dopo il congedo ho conosciuto questa realtà del controllo del vicinato e mi sono quindi iscritto nel gruppo di vicinato che operavano nella mia zona. Dopodiché mi è stato chiesto dal comune che è vicino a quello dove abito e che è quello dove però abitavo da ragazzo, Zero Branco, di candidarmi. Essendo eletto consigliere comunale ho avuto la delega alla sicurezza e quindi ho cercato contatti con l'associazione nazionale per dare l'avvio al controllo di vicinato a Zero Branco, cosa che è avvenuta con, direi, un buon successo. Sono entrato in contatto con questa associazione, che è un'associazione che ovviamente già esisteva, cioè sono un arrivato nell'associazione, un recente arrivato. Ho conosciuto persone molto brave che credevano nel progetto e si davano da fare e allora ho deciso di unirmi a loro e di dare una mano anche a loro, perché noi con l'Associazione Nazionale di Controllo del Vicinato vogliamo aiutare le realtà locali, siano cittadini, siano amministrazioni, a creare e gestire al meglio questi gruppi di controllo del vicinato, perché siano veramente efficaci. Allora, lei domenica ha partecipato a questa iniziativa che abbiamo fatto per conoscerci tra associazioni, vediamo anche le immagini, è stata una domenica proprio dedicata a noi, non era neppure rivolta ai cittadini, era dedicata proprio alle associazioni, conoscerci, cercare di interagire anche tra di noi, far capire l'importanza di queste associazioni, ognuna che ha sempre qualcosa da dare in più, ecco, per aiutare e soprattutto anche le fragilità, le persone in difficoltà. Allora, Raffaele Garisi, c'eri anche tu domenica, come rifletti, ecco, tiriamo le somme della giornata di domenica. Prego Raffaele. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Allora mi fa molto piacere essere qui perché domenica è stata una giornata emozionante, perché ti racconto un aneddoto. Quando siamo arrivati ha incominciato a piovere e dicevo tra di me, ma cosa facciamo? Cioè, cosa ci mettiamo a fare in una situazione in cui sì, il tempo era quello che era e quindi insomma un po' di disagio c'era. E invece poi mi sono reso conto di come era importante, fosse importante essere presenti anche in quelle condizioni.
perché ho visto tantissime associazioni, volontari che davano il loro contributo, la loro presenza, con uno spirito che è incredibile. Cioè, mi ha emozionato il fatto che ci fossero delle persone anche che non fossero così, che fossero non abili come diversamente agili, come li chiama la Mirella, diversamente agili, grazie. E questo mi ha veramente risvegliato quello spirito di come si parlava, di fare rete, di fare unione tra di noi. E questa è una cosa importantissima, perché questo fa sì che ci sia un'inclusione da parte di tutti, un'inclusione di tutte le persone che hanno voglia di mettersi in gioco e hanno voglia di fare del bene a se stessi prima di tutto e anche alle altre persone. Quindi il dare il proprio contributo, il dare il proprio spirito di volontariato è proprio anche una crescita personale, non è solo dare un aiuto, c'è il volontario che si avvicina alle persone, dà ma riceve anche. Questa è la cosa che a me colpisce, cioè dà proprio dare il proprio tempo gratuitamente è la cosa più incredibile che ci sia, perché ormai tutto quello che avviene nella società è essere ricompensati per qualcosa ed è dare il proprio tempo, quindi la propria libertà, eccetera, è la cosa più come dire, più soddisfacente che ci sia, ecco. Che ti riempie, che ti dà veramente riempie. Gioia. Sentiamo anche D'Angelo le riflessioni. Avevamo le associazioni combattentisti, che non mancava proprio nessuno. Sì. Domenica lei mi sembra che sia stato già carabiniere, era un carabiniere. Ecco, sono carabiniere in congedo. È carabiniere in congedo, che abbiamo anche l'associazione dei carabinieri in congedo, che ho avuto anche ospite. Ecco, la riflessione che lei ha fatto domenica, ecco, tutti in un unico scopo, quello di cercare di capire come aiutarci tra di noi per aiutare chi veramente ne ha bisogno. Prego. È stato bellissimo vedere tante persone che in settori completamente diversi e partendo da esperienze completamente diverse, come diceva appunto l'amico qui, hanno trovato un modo per dare il loro tempo, per aiutare gli altri. È stato soprattutto bellissimo vedere le persone che magari, partendo dalla loro fragilità, che in teoria avrebbe potuto renderle anche più restie, ecco, vediamo, invece partendo dalla loro fragilità danno la disponibilità agli altri, creano qualcosa per gli altri, trovano il tempo di aiutare gli altri, è una cosa stupenda. E soprattutto anche questa normalità che loro ci facevano notare, noi normodotati, qualcuno brontolava perché c'era un po' 4 gocce d'acqua e loro invece che alle 15:30 non volevano più andare a casa, volevano rimanere là, ma chi se ne frega, anche se piove, noi siamo vivi, siamo liberi, finalmente incontriamo tante persone. Ecco, è questo che mi ha fatto capire che forse è la strada. Noi dobbiamo aiutare queste associazioni per far vivere la quotidianità che per noi è normale, cioè uscire senza problemi. Pensate a queste persone, l'Anfas di Mestre che è arrivata con questi 3 pulmini a portare queste fragilità che nonostante fossero gelati dicevano no, rimaniamo ancora qua. Capite l'importanza di uscire? Ecco, D'Angelo, l'importanza anche di far uscire le persone dalle loro case, come ha detto lei, sapendo che c'è qualcuno che controlla, che mi guarda la casa, che posso stare sereno. Ecco l'importanza, però siamo molto chiusi, mi novo combata, Sarangia, non ci conosciamo neppure tra pianerottolo. Prego D'Angelo, cosa dice? Dobbiamo rompere questo muro di vetro che circonda la nostra casa e ci chiude dentro. Dobbiamo conoscere le altre persone, non solo, dico a questo punto, in base all'esperienza domenica, per il controllo del vicinato, ma anche per conoscere tutte queste realtà che ci sono nel nostro territorio, che sono realtà magnifiche, stupende.
di persone disposte a dare il loro tempo per gli altri, di persone che partendo dalle loro fragilità, dai loro problemi, li hanno affrontati creando delle associazioni, dei gruppi per aiutare gli altri. È una cosa stupenda, ecco, la capacità di uscire dal proprio guscio e di entrare nel mondo. Prego, volevi aggiungere qualcosa? Sì, guarda Mirella, poi mi ha colpito il fatto che ci sono persone che diciamo che si sono avvicinate a queste associazioni di volontariato, hanno creato associazioni di volontariato perché comunque magari avevano anche persone che diversamente agili e quindi hanno dovuto un po', o comunque l'esigenza, la necessità ha fatto sì che queste persone potessero migliorare la situazione che vivono le persone diciamo diversamente agili. Oppure ci sono persone che invece donano perché hanno proprio la voglia di donare. E questa cosa qui è incredibile perché da un punto di partenza che può essere una sofferenza, un disagio, eccetera, uno ha la necessità di creare un mondo migliore, ma ci sono anche persone che comunque donano il loro tempo così, senza proprio voler nulla in cambio, e questa è la cosa che mi colpisce moltissimo. Allora andiamo a vedere invece questa 17enne aggressione a Santa Maria del Rovere, poi ne parleremo con Raffaele Garisi perché lui in una scuola poi spiegherà, sta facendo proprio questo, cercare di far capire a questi ragazzi, a queste ragazze che forse anche tramite una disciplina sportiva si può cambiare il percorso della propria esistenza, far diventare la rabbia positiva e non negativa. Andiamo a sentire. Dopo 9 giorni dalla violenta aggressione al titolare del money transfer di via 55° Reggimento Fanteria a Santa Maria del Rovere, gli uomini della squadra mobile hanno dato un nome ed un volto ai responsabili. Si tratta di 2 diciassettenni stranieri residenti a Treviso e Villorba. I giovani dovranno rispondere di lesioni personali in concorso. La polizia ha anche identificato un terzo minorenne che avrebbe solo assistito al pestaggio e per questo motivo non sarà denunciato. Un episodio gravissimo che era stato ripreso da una telecamera interna al negozio. Immagini brutali, in un attimo l'inferno, calci e pugni sia al titolare del negozio che ad un cliente. Tutto è scoppiato perché i giovani erano stati redarguiti, un rimprovero che ha scatenato la furia dei 2 ragazzini. Siamo sempre al lavoro con le forze dell'ordine per prevenire questi episodi, ha commentato il sindaco Mario Conte appena saputa la notizia. È anche bello vedere che ci sono delle risposte da parte delle istituzioni tempestive e quindi ringrazio le forze dell'ordine, nello specifico la Questura di Treviso, perché anche in questo caso, con il supporto anche dell'amministrazione comunale, sono riusciti a individuare i responsabili, a denunciarli. Adesso manca l'ultimo elemento, certezza della pena. I responsabili di questa aggressione devono pagare la loro pena, perché diversamente tutto il lavoro di indagine e anche di prevenzione rischia di diventare vano. Noi continueremo a lavorare sulla prevenzione e sul presidio del territorio, ha poi terminato il sindaco Conte. Rimangono impresse ancora una volta quelle immagini terribili di un pestaggio tanto violento quanto ingiustificato e le parole della moglie del titolare Nahar: hanno picchiato mio marito per 30 minuti, aveva la testa rotta. La ferma condanna del sindaco Conte e dell'intera comunità trevigiana che dice basta a questa violenza. Allora Raffaele Garisi, appunto tu stai cercando appunto di fare questo in una scuola che ringraziamo anche la professoressa Ferraro per aver capito l'importanza di far entrare questi esperti per cercare di rieducare, perché questi hanno già ricevuto un'educazione, ma bisogna rieducarli nel rispetto degli altri. Prego Raffaele. Sì, allora grazie alla professoressa, grazie a te Mirella, perché comunque grazie anche a Mario Sanson, presidente del CONI di Treviso. Coordinatore, non presidente. Coordinatore. Anzi salutiamo Dino Ponchio che è diventato presidente da pochi giorni regionale. Auguri presidente. Auguri a tutti. Sì, credo che sia una cosa molto importante. Allora, l'educazione avviene prima in famiglia, c'è poco da dire. Poi la scuola chiaramente dà il suo contributo e sono ragazzi che hanno un'energia e hanno una rabbia evidentemente un po' interiore che la esprimono in questo modo.
Abbiamo la possibilità in un quartiere di Treviso, un quartiere difficile, dove stiamo facendo a 25 ragazze in particolare un corso per eventuali aggressioni, diciamo, che quindi le stiamo un po' educando da quello che è il fatto. Non tanto, cioè, facciamo delle lezioni, sì, certo, ma la cosa importante è quello che noi insegniamo è quello di scappare da una certa situazione, cioè affrontare la situazione e chiedere aiuto. Chiaramente poi chiaro, bisogna difendersi anche da un'eventuale aggressione importante che ci può essere. E vediamo che ci sono ragazzine difficili, ci sono ragazzine che sono veramente che hanno una rabbia dentro, un qualcosa che le esprimono attraverso atteggiamenti e azioni anche diciamo di aggressione. Quindi stiamo cercando di insegnar loro quella che è l'aggregazione e il fatto che comunque questa energia che loro hanno si può esprimere anche in un altro modo, del rispetto che devono avere per le persone, perché l'ho detto anche altre volte, ogni azione che noi compiamo c'è comunque una reazione, c'è la reazione che può avere l'aggredito è quella di subire un qualcosa internamente, cioè il fatto che la persona bullizzata, il ragazzo bullizzato, la ragazza bullizzata si porta dentro un disagio poi in futuro, e questa è la cosa importante. Ma senza capire che poi non è lui il problema è la fragilità di quello che aggredisce, è lui il fragile veramente, che in quel momento questa fragilità la manifesta con veramente una rabbia che non viene più contenuta, che una violenza incredibile. D'Angelo, ma cosa sta succedendo? Ecco, anche queste forze dell'ordine che sono un po' con le spalle al muro, sono minorenni e bisogna stare attenti a come ti muovi e cosa fai, eppure si potrebbe fermarli questi ragazzini, perché non è che siano tantissimi, sappiamo benissimo, sanno i nomi, i cognomi, gira e rigira, poi sono sempre quelli che si spostano e creano veramente un disagio anche psicologico, anche a voi penso. Prego D'Angelo. È un bel problema anche questo. Qualsiasi legislazione è sempre un delicato equilibrio tra garantismo e necessità di perseguire i colpevoli. Vediamo, guardando i film, le televisioni eccetera, come in altre realtà tipo America il garantismo è meno e la capacità di azione della polizia è maggiore. L'Italia ha una certa linea, probabilmente è arrivato il momento, e spero che i politici più o meno lo capiscano, di modificare qualcosa, perché è ovvio, io lo vedo dal punto di vista della professione che ho fatto per tanti anni, cioè intervenire, poi aver paura di ricevere l'avviso di garanzia, poi è comunque un problema. Bisogna probabilmente trovare un sistema per rendere le forze di polizia più agevolate nel loro lavoro, per agevolare le forze di polizia nel loro lavoro, più sicure dei loro poteri e delle loro azioni. Perché se io ogni volta devo pensare, ma se gli do un colpo troppo forte, poi mi trovo l'avviso di garanzia per eccesso di violenza, sì, diventa difficile. È frustrante anche, diciamo. Frustrante perché poi abbiamo tutta la legislazione relativa alla libertà condizionale, tutta una serie di cose per cui magari l'arresto è convalidato ma la persona viene messa in libertà e il processo si farà tra tanti anni quando nessuno si ricorda più di quello che è successo. Non solo, la gente pensa, vedendo la persona che entra, che viene arrestato, il giorno dopo lo vede in giro, il magistrato non ha convalidato l'arresto. No, lo ha convalidato, ma non essendoci le ragioni non ha disposto la custodia cautelare. E quindi la persona va in giro tranquillamente.
ha vinto nei confronti della società, perché nei confronti della società è lui che va in giro, è lui che fa il carabiniere o il poliziotto che ha perso tempo per corrergli dietro per arrestarlo, in qualche maniera appare come lo sconfitto, e questo è gravissimo. Senta D'Angelo, e questo eccesso di legittima difesa come si può interpretare? Cos'è l'eccesso di legittima difesa? Tu entri in casa mia di notte, ecco, non so chi sei, ho bambini piccoli, ho la mia famiglia da proteggere, in qualche modo mi devo difendere, ma se mi difendo nella maniera sbagliata rischio di passare dalla parte della ragione e dalla parte del torto. Prego. Allora, il problema vero è che soprattutto le persone non addestrate, nel momento in cui decidono di reagire, non colgono il momento in cui si devono fermare o meno. Se la persona è colpita alla schiena, non è più legittima difesa, perché stava andando via, stava scappando. Quasi tutti i casi di cronaca, quelli su cui si è parlato, ma come, sì, però poi andando a vedere dal punto di vista delle perizie balistiche, il colpo non era da davanti, era da dietro, quindi non poteva essere legittima difesa, perché vuol dire che la persona stava già andando via, stava già scappando. La difesa deve essere proporzionata alla minaccia, e il problema è che mentre chi è minacciato, sia carabinieri, poliziotto, sia cittadino, ha pochi secondi per decidere cosa fare o non fare, e poi avvocati e giudici hanno mesi e anni di tempo per discutere con calma se era o non era. Quindi sì, è l'eccesso di legittima difesa non può non esserci dal punto di vista legale, però crea diciamo l'attenzione nell'usare determinati strumenti. Però D'Angelo, è anche vero che, come spiegavo prima, se io sono a casa, dormo e all'improvviso mi trovo queste persone davanti, io devo in qualche maniera difendermi. Allora, se io ho la pistola nel comodino legalmente denunciata, ok? E il primo impulso che mi viene è prendere la pistola e sparare, ripeto, magari nella stanza accanto ai miei bambini o mia moglie che sta dormendo accanto. In quel momento chi è che ragiona? Guardo dove sparo. Cioè, poi lasciamo, allora, le forze dell'ordine, i numeri che abbiamo non sono numeri che veramente ci diano la tranquillità che possono arrivare anche immediatamente subito a vedere dove ti trovi e dove si trovano loro. I numeri non ci sono. Tu sei entrato in casa mia di notte, hai profanato quella che è la mia privacy, e io la prima cosa che ti vedo davanti, magari in 2 o 3 incappucciati, devo pensare a non difendermi, Allora, perché se mi difendo in quel momento che ho la pistola a portata di mano e sparo e colpisco invece che la gamba o il braccio, ti colpisco il cuore, questo è un eccesso di legittima difesa, perché partiamo sempre il colpo alla schiena, ma se io non lo fermo, metti caso, quella persona può andare, come abbiamo visto, in un'altra casa, fare del male a altre persone. Abbiamo sentito 2 o 3 volte. Non si può sparare uno preventivamente perché forse andrà a rubare ma cosa dall'altra si fa? parte. Allora si subisce? No, allora, una cosa, per quella che è la mia esperienza, ma diciamo anche statisticamente provato, i ladri al momento non cercano il contatto. Nella maggioranza dei casi, nell'assoluta maggioranza dei casi, se ci sono persone in casa, se entrano in contatto con persone in casa, se ne vanno, perché sanno benissimo che il passaggio da furto a rapina, e se loro toccano una persona è rapina, provoca una risposta della legge molto più grave, e anche una risposta giudiziaria delle forze di polizia molto più immediata e più grave. Quindi partiamo dal discorso, questo anche per tranquillizzare un po' le persone, che nella maggior parte dei casi, assoluta maggioranza dei casi, il ladro, se si vede scoperto, se ne va, perché non ha interesse a proseguire l'azione con la violenza, perché ci rimette e tanto. Quindi la cosa migliore da fare è accendere la luce. Se io sento rumore a casa, accendo la luce, non prendo la pistola, accendo la luce. La prima cosa che devo fare è accendere la luce, far vedere che mi sono svegliato, magari anche urlare. Se ho un allarme di quelli col tastino antipanico, premere il tastino antipanico. Il ladro nel 99% dei casi in questa situazione se ne va.
Se dovesse rimanere, allora sì, possiamo cominciare, vuol dire che ha intenzioni di, e allora possiamo usare anche altri sistemi, ma la prima cosa da fare è far sì che il ladro si accorga che io mi sono accorto della sua presenza. Raffaele Garisi, vuoi commentare? Sì, allora, sottolineo e credo che sia ben ragionevole questo quello che sta dicendo. Per esempio noi alle ragazzine a cui stiamo facendo questo corso di autodifesa da aggressioni, proprio insegniamo questa cosa qui, cioè la reazione deve essere complementare a quella che è l'aggressione, cioè se c'è un'aggressione fisica proprio, allora sì, in qualche modo mi devo liberare e cercare di scappare e chiamare aiuto, e questa è una cosa importante. Se c'è un'aggressione verbale solamente, chiaramente anche lì di cercare in qualche modo di non reagire, ma cercare di andare via e comunque non subire un'aggressione di questo tipo, che può avere delle conseguenze anche a livello psicologico, eccetera. Chiaro che se c'è un'aggressione importante dal punto di vista fisico, dobbiamo essere anche in grado di reagire e non solo subire, perché altrimenti subiamo quella che è una violenza, e la violenza deve essere a questo punto anche ho capito io, però è difficile farlo capire. Cioè, io ho subito una rapina a mano libera alle 15 del pomeriggio da 7 ragazzini, 7. Io non ho avuto paura. Li ho affrontati, mi è andata molto bene perché loro avevano i coltelli e mettendomi davanti alla porta sono scivolata e loro mi hanno tagliato il braccio, fortunatamente, e non altro. Il problema è che nel momento che persone come Mirella, ce ne sono, glielo posso assicurare, hanno intenzione di reagire, è difficile capire poi come ti fermi, perché io ripeto benissimo, se avessi avuto qualcosa in mano per far loro del male l'avrei usato. L'avrei usato perché la sfida, loro ti sfidano. Certo. E in quel momento tu non sei donna, non sei madre, non sei nessuno, sei solo un numero, un qualcosa da depredare. E io ti sfido allora vediamo chi la vince. Io ho fatto questo, avrò sbagliato naturalmente, tanto io poi ho dovuto fare anche il confronto all'americana d'Angelo, pensate, la mia parola contro la loro, queste sono le leggi, perché l'avevo individuato, li avevo descritti benissimo, sono stati arrestati tutti quanti, però la mia meraviglia è anche quando senti che un giudice ti dice mi faccia vedere com'è stata colpita. Capisce che allora non ci sto, che colore aveva il vestito, come erano vestiti, cioè capisce che c'è qualcosa da rivedere, non può andare sempre così perché abbiamo delle leggi che vanno riviste D'Angelo, non possiamo più continuare con quelle leggi. Pochissimo tempo, ma mi risponda D'Angelo. Sì, sul fatto che molte leggi, alcune leggi quantomeno vadano riviste, sono perfettamente d'accordo. Ha toccato incidentalmente alla fine il discorso processuale. Abbiamo un sistema processuale importato in Italia negli fine anni 70, importato pari pari dall'America, che non nulla aveva a che fare col nostro sistema processuale tradizionale, che è lunghissimo, difficile da gestire e richiede di ricostruire in aula tutto quello che è successo. Quindi tutto quello che il teste ha detto alle forze di polizia lo deve ripetere in aula, se no non ha valore. Pensate in quel momento anche a livello psicologico come sei preso, perciò fate a voi le riflessioni. Io vi faccio tanti auguri veramente di buona Pasqua, veramente state sereni, qualcosa succederà lassù, qualcuno ci ama, vedremo fino a che punto ci amerà, e soprattutto anche noi dobbiamo seminare, non del seminare vento per raccogliere tempesta, ma seminare pace e aiutare le fragilità. Buona Pasqua anche ai miei ospiti, un grande abbraccio da Mirella, ci vediamo martedì. The streets whisper stories of blood. The walls rise but the shadow grows. Fear is a silence that never lets go. In the air the weight of flames, swords clash, faces hide. An executioner walks eyes like fire. His
his path marked by regret and desire. Death is a judge that never errs, but who judges the judge himself? In this land where darkness is deep, every step is a debt withheld to keep. The executioner, the heart's tormentor suspended between justice and pain. A secret buried in the dark washes a lost soul never more secure. The executioner, who is he really? A man or a ghost that can never flee? The weight of the past keeps him bound, no forgiveness ever to be found. In the marshes the truth hides, a life saved, another stolen away. A linen disguised as another face, a lie that burns a broken face. The bishop, the betrayal, the darkness, every step grows narrower. But light comes with courage, a spark of hope in a world of ice. Death is a judge that never errs, but who judges the judge himself? In this land where darkness is deep, every step is a debt withheld to keep. The executioner, the heart's tormentor suspended between justice and pain. A secret buried in the dark washes a lost soul never more secure. The executioner, who is he really? A man or a ghost that can never flee? The weight of the past keeps him bound, no forgiveness ever to be found. And through the mist of the silent, a voice screams, but no one answers. Who am I truly? A man or a monster in this hell? The executioner, the heart's tormentor suspended between justice and pain. A secret buried in the dark marshes, a lost soul never more secure. The executioner, who is he really? A man or a ghost that can never flee? The weight of the past keeps him bound, no forgiveness ever to be found. And so he walks silent and alone among shattered dreams and sinking mud. The executioner of truth is so the last judgment in a world that knows no forgiveness.